Turchini, bentornati soprattutto, sono molti mesi, anni direi che non ci vediamo qui in Fondazione per un convegno scientifico, siamo al 24° anno di attività e praticamente ogni anno abbiamo avuto un'occasione di scambio, di incontro e di approfondimento di un tema. Il tema di questa occasione è particolarmente sensibile, è sicuramente un argomento sul quale tutti gli studiosi di storia della musica napoletana si sono imbattuti, tutti ne hanno parlato, anche diciamo chi non è proprio addetto alla materia conosce questo fenomeno incredibile che sono i conservatori napoletani, da cui è venuta fuori una genia importantissima di compositori, ma direi che è un tema che in qualche modo ci richiama anche ad una presa di coscienza, diciamo, del perché poi questa straordinaria gloria non abbia avuto un seguito e non abbia avuto, diciamo, gli echi che ci aspetteremo oggi sull'argomento. Molti di voi insegnano nei conservatori, si confrontano quotidianamente con limiti e problematiche che questa cosa comporta. Io ovviamente ho il dovere di ringraziare tutti i sostenitori di questa iniziativa, a cominciare dal Ministero, Dipartimento di Ricerca, Educazione e Cultura, Istituti Culturali del Ministero. Vi annuncio anche che a partire da quest'anno la Fondazione Pietà Turchini è stata ammessa al finanziamento triennale, su base triennale degli istituti culturali. È stata una lunghissima anticamera appunto che abbiamo sostenuto proprio facendo veramente cose, quindi realizzando, come sapete, pubblicazioni, incontri, progetti di ricerca, e finalmente, diciamo, sembra che si siano accorti di questo lavoro, e questo chiaramente ci dà un orizzonte programmatico con un respiro diverso. Ringrazio ovviamente il partner di questa iniziativa, che è il Conservatorio San Pietro a Maiella, che accoglierà l'ultima giornata di studi, il comitato scientifico che ha curato i contenuti. Con me c'è Francesco Cotticelli, Paola Besutti, Paolo Giovanni Maione e Rosa Cafiero, che è assente ma ci sta seguendo, sappiamo, online, e ci raggiungerà stasera. Dunque appunto vi auguro delle giornate fruttuose, spero veramente che possano essere di grande interesse per tutti noi e che possano poi approdare alla pubblicazione degli atti, che ci auguriamo avvenga in tempi brevi, e soprattutto appunto mi auguro che possano nascere delle ispirazioni per riprendere in qualche modo una tradizione, anche se in chiave contemporanea, che invece stenta a perseverare. Passo la parola quindi a Francesco Cotticelli e lo ringrazio per questa prima sessione di presidenza. Buonasera, benvenuti a tutti. Diamo inizio allora ufficialmente ai lavori di questo convegno dedicato alla formazione musicale nel Meridione d'Italia tra Viceregno e Regno. Federica Castaldo giustamente sottolineava l'importanza del recupero di questa tradizione che ci si aspetterebbe degna di echi nel mondo contemporaneo decisamente maggiori di quelli che riesce a riscuotere. Questa sarà appunto un'occasione di riflessione su un tema che io trovo però straordinariamente attuale, anche perché probabilmente da questo discorso sulla formazione musicale dovremo ricavare anche ispirazione, motivo di incoraggiamento per una formazione del musicale, insomma, del fruitore di musica e dello spettatore nel mondo contemporaneo, che a me pare essere ancora un aspetto molto carente nell'educazione del XXI secolo. Quindi si tratta soltanto di proiettare il discorso sul piano storico e indagare su questo splendido passato, ma in qualche modo anche gettare le basi per una riflessione che possa decisamente migliorare l'avvenire per quello che riguarda la musica, il teatro, lo spettacolo dal vivo. Tra l'altro in un momento in cui abbiamo provato nostalgia per certe esperienze, quindi dovremmo essere particolarmente carichi nel sapere quanto sono importanti nel nostro equilibrio, nella nostra esperienza collettiva. Ho parlato fin troppo per questa introduzione, adesso do inizio davvero ai lavori chiamando accanto a me Luca Persano. Sarò brevissimo nelle presentazioni, raccomandando a tutti i relatori di rispettare i tempi previsti, e quindi vi inviterò a ricordare che Luca Persano è docente di musicologia e storia della musica all'Università di Roma 3,
strumento che nella sua lunga attività si è occupato di temi e questioni di storia della musica, con particolare riferimento e alla diffusione e ai rapporti tra l'Italia e l'area di lingua tedesca. Condividiamo evidentemente una passione per questo ambito culturale e tra l'altro dedicandosi invece molto da vicino proprio a temi della formazione musicale. Quindi non potevamo cominciare meglio con questa relazione che parlerà della formazione musicale negli orfanotrofi del Regno delle Due Sicilie tra politica, cultura e società. Luca, a te la parola. Grazie molto per questo invito, tolgo la mascherina a questo convegno che ritengo, anche come già ha detto Francesco, un importante tema da trattare in vista anche nella sua proiezione nella contemporaneità, perché molti dei mali che affliggono l'educazione del pubblico, la formazione musicale oggi, poi derivano da una serie di nodi che cercherò brevemente di illustrare questo pomeriggio. Quanti minuti? 20 elastici. 20 elastici. No, ti ho una risposta napoletana, quindi... Va bene. Allora, prima ho fatto una presentazione molto spartana, senza tante immagini, sono essenzialmente citazioni di documenti che erano alla base di uno studio che avevo fatto già diversi anni fa sull'orfanotrofio musicale di Salerno, che aveva sede nell'attuale conservatorio, dove si trova oggi il Conservatorio di Salerno, che anticamente era un convento e dove poi fu posizionato questo orfanotrofio musicale appunto a partire dal 1818, il cui destino arriva, come dicevo prima, ancora nei tempi dei nostri giorni. Allora, il problema degli orfanotrofi musicali, come ormai è noto, perché sono studi già abbastanza diffusi, soprattutto per quanto riguarda il Sud Italia, sono stati studiati diversi centri, non so, vedo qui Teresa Chirico, poi c'è anche Enrica Donisi, Teresa Chirico per Reggio Calabria, Enrica Donisi per Aversa, l'Ospizio di Aversa, io stesso ho fatto Salerno e probabilmente anche altri che adesso mi sfuggono, hanno studiato situazioni locali, l'Albergo dei Poveri ovviamente, che però non fa parte del novero di questi orfanotrofi di cui tratteremo questo pomeriggio, ecco. Quindi si tratta di un tema già abbastanza studiato. Io cercherò un attimo di inquadrarlo dal punto di vista politico, sociale e culturale per farvi vedere come la struttura di queste scuole in qualche modo si proietta appunto nella contemporaneità in senso positivo e in senso negativo, quindi una visione a duplice faccia della stessa medaglia, diciamo così. Allora, all'inizio di questa storia è il 4 giugno 1818, in questo decreto di Ferdinando di Borbone, che appunto decide di istituire, come si dice all'articolo 2, diversi ospizi, appunto orfanotrofi, in alcuni luoghi delle province, uno per praticamente ogni provincia del regno dell'epoca, con lo scopo, come leggete, di ridurre alcune difficoltà, alcune criticità, per esempio far sparire dalla capitale la mendicità e a prestare, leggete, ai veri indigenti soccorsi e così via, ma anche e soprattutto per alimentare poi le nascenti formazioni musicali bandistiche militari che avevano bisogno di musicisti praticamente e che uscivano poi essenzialmente da queste scuole, quindi riuscivano a risolvere un duplice problema togliendo dalla strada questi bambini diciamo poveri che potevano poi prendere delle strade non delinquenziali o semplicemente potevano costituire un disturbo alla chiamiamola quiete pubblica, e dall'altro riuscivano appunto a dare un alimento a queste bande che diventavano sempre più importanti all'epoca, come sapete. Gli istituti, come leggete, sono fissati ad Aversa, appunto ricordo Parabina, a Salerno, a Tripalda, per città tutte per Capitanata, Sulmona, Giovinazzo,
e San Bruno per le Calabre. Non tutti questi ospizi avranno una fortuna così lunga come alcuni di essi, come ad esempio Salerno ed Aversa, ma inizialmente almeno doveva essere così. Quindi c'è un'intenzione politica dietro la nascita di questi istituti, quindi risolvere i problemi sociali essenzialmente e allo stesso tempo dei problemi musicali. Leggiamo oltre questo decreto e vedete che sono essenzialmente una sorta di ibrido tra l'antico modello religioso, il conservatorio come lo conosciamo qui a Napoli negli anni, insomma, dalla fine del Cinquecento fino per tutto il 600 e 700 anche oltre, e il collegio militare, quindi una sorta di istituto a metà tra l'ente religioso e il collegio militare. Vedete, la parte amministrativa di ciascun ospizio viene affidata ad un direttore nominato appunto direttamente dal governo, quindi vedete come era molto presente anche la politica nell'amministrazione di questi istituti, e c'erano anche dei consigli generali di beneficenza delle province, quindi delle intendenze provinciali che dovevano provvedere alla dotazione quindi economica delle risorse finanziarie di queste scuole. E poi vedete i regolamenti interni vengono desunti praticamente dal modello del Reale Albergo dei Poveri di Napoli, che costituisce un po', diciamo, l'archetipo di queste istituzioni nate successivamente, qualche anno più tardi. E qui, diciamo, c'è tutta la parte amministrativa in questo decreto, vi spiega, vedete, all'articolo 9 ci riserviamo con altre sovrane determinazioni di stabilire il metodo da serbarsi onde queste istituzioni traggano degli aiuti dal ramo della guerra anche, quindi trovate ancora qui una relazione molto diretta con l'ambito militare. E qui in un altro decreto del 1816 vediamo un testo che norma praticamente lo stabilimento delle bande dei reggimenti di linea, e trovate come doveva essere composta una banda all'epoca, vedete, con tutto quanto deve servire. Per quanto riguarda invece gli ospizi, vedete, tutti gli individui che si ammettono al Reale Albergo di Napoli negli stabilimenti noi creati col decreto del 4 giugno 1818 che abbiamo appena letto saranno destinati a servizio militare. Ne verranno eccettuati i vecchi mal conformati di corpo, eccetera. E questo ancora una volta vedete che si trattava essenzialmente prima che di musicisti di soldati, quindi questi ragazzini, questi bambini orfani o comunque poveri che entravano negli istituti venivano educati al servizio militare e contemporaneamente all'apprendimento della musica, di uno strumento spesso a fiato. Ancora mi ricordo che al Conservatorio di Salerno, che ho frequentato da studente, esistevano delle fotografie che ritraevano veramente dei plotoni di ragazzini che facevano gli esercizi militari nel cortile. Non so chi di voi conosce il Conservatorio di Salerno, insomma, c'erano come se tracce anche di iconografia di tutta questa, diciamo, di queste pratiche che ritraevano le vicende degli istituti di cui stiamo parlando. E andando avanti, vedete anche qui una cosa molto interessante, vedete, ogni stabilimento sarà assegnato un terreno il quale sarà coltivato dagli allievi, e vedete che insieme con la musica si parla praticamente di mestieri che erano insegnati anche nei conservatori napoletani fondamentalmente, cioè mestieri essenzialmente artigianali a cui veniva assimilata la parte praticamente musicale. Di solito i ragazzini potevano scegliere tra questi mestieri, e molti di loro decidevano di studiare la musica in base a una considerazione molto semplice, non soltanto perché la musica piaceva di più, era un'arte ovviamente più affascinante rispetto all'essere falegname, maniscalco o fabbro, ma anche perché era l'unica maniera per uscire da questi collegi che erano fisicamente recitati. Il Conservatorio di Salerno era detto il serraglio nel dialetto, diciamo, quindi capite il significato, cioè proprio un'istruzione chiusa, recintata, da cui si poteva uscire soltanto questi permessi che consentivano appunto ai ragazzini di andare in giro
per i paesi, come vedremo dopo, a suonare o a cantare. Ecco, qui abbiamo un documento che ci porta dentro un po' gli affari, nello specifico del Conservatorio Salernitano, cui sono occupato più direttamente, ma possiamo immaginare che altrettante vicende si siano svolte nei paralleli enti diffusi su tutto il territorio del regno dell'epoca. E vedete che qui si parla anche di questioni di didattica, di organizzazione didattica. Ecco, si parla dei musicanti veterani che devono praticamente istruire gli alunni addetti, i più piccoli praticamente. I maestri veterani sarebbero Vincenzo Parratù e Gioacchino Cicchini, che si devono servire appunto di questi maestrini, ma questi maestrini praticamente avevano organizzato una musica a solofra, vedete, per loro conto, e dovevano partire il mercoledì e rientrare il venerdì al giorno, e qui il direttore dell'ospizio nega praticamente il permesso a questi giovani maestri di assentarsi, perché altrimenti, vedete, le lezioni non sarebbero state rimpiazzate da nessuno e quindi sarebbero perse le ore per i ragazzi più piccoli. E quindi ecco un esempio di come la musica prodotta in questi orfanotrofi poi usciva sul territorio e si andava a suonare e a cantare, anche prendendo dei soldi, perché qui ci si parla anche poi di tutto quello che è l'introito dei musicisti, che prendevano questi soldi e li dividevano poi con l'ospizio che li ospitava, come si era soliti fare storicamente. Un altro documento interessante che ho scelto per mostrarvi, si parla del pianoforte, vedete, ed è un'istanza di dover appunto rivolta al Consiglio degli Ospizi, che è il consiglio che sovrintendeva l'amministrazione di tutti questi enti, o perlomeno ce n'era uno per ogni provincia, e che riguarda questa istanza la necessità di acquistare un pianoforte, leggete, che era stato praticamente rifiutato, e gli era stato detto di comprare un cembalo che costava di meno praticamente, quindi poteva supplire al pianoforte. E questa è la risposta del direttore della scuola di musica, che dice: vedete, con tutto il rispetto dovuto alle decisioni del Consiglio degli Ospizi intorno al pianoforte da comprarsi, è mio dovere farle osservare che il progetto di sostituire un cembalo per il nostro bisogno è impossibile. I cembali sono stati aboliti per l'uso musicale da 30 anni indietro. Ai tempi di Paisiello si usava il cembalo ed era bastante, ma da che Maier e Rossini riformarono lo strumentale non se ne sono più fabbricati, perché in atti ha bisogno. Basta dire solo questo, e poi basta a spiegare praticamente, tecnicamente, perché. E qui è interessante, vedete, veniamo alla necessità di comprare questo strumento. Prima di tutto, se venisse un'ispezione trovando la scuola senza pianoforte, cosa senza esempio, ne incolperebbe il maestro direttore, io devo discolparmene. Finora per più urgenti bisogni abbiamo dovuto farne a meno, rimediando con continui concerti tra strumenti a corda e strumenti a fiato, ma ora finita questa risorsa, perché nel frattempo la scuola di Salerno di Arca è stata chiusa, è indispensabile un pianoforte. I maestri parziali adempiono tutti esattamente il loro dovere, insegnando a ciascuna classe il gioco meccanico degli strumenti rispettivi. È obbligo del maestro direttore poi di riunire agli alunni coi concerti e a ciascun maestro perfezionare l'intonazione del tempo e renderli abili ad insegnare altrui. Sarebbe troppo lungo particolareggiare tutto l'andamento della scuola, ma se si vuole ottenere un buon risultato, come nel passato, non bisogna togliere i mezzi necessari. O deve ridonarsi la scuola degli strumenti a corda o dovresti comprare un pianoforte, eccetera. Quindi sembra di sentire le questioni didattiche dei nostri giovani, che sempre mancano i mezzi. Ancora più interessante qui questo documento che riporta un po' nel quadro generale della cultura dell'epoca la posizione di questi istituti, cioè come erano visti dall'esterno da chi praticamente giudicava l'azione, l'attività di un orfanotrofio di questo tipo e doveva anche poi in qualche modo fare delle ispezioni. Stiamo parlando di una relazione politica dunque sullo stato del collegio di Salerno nel novembre 1864, perché dopo il 1861 praticamente
si fece il punto della situazione su queste scuole e quindi si andò a analizzare, a vedere, a verificare cosa succedeva all'interno di questi enti. E la relazione dice questo, vedete, l'insegnamento pare sia falsato nello scopo dell'istituzione dell'orfanotrofio, che muove precisamente dal proposito di sovvenire ai bisogni dei miseri e creare la società buoni artigiani. Meraviglia perciò osservare che molti alunni sono affatto destinati allo studio delle lettere, delle scienze, senza dedicarsi ad arte veruna. È vero che un eletto ingegno di giovane di grandi speranze merita essere coltivato a migliore situazione sociale, ma questo dovrebbe essere una rara eccezione che non si è verificata e non una classifica abitualmente per sistema a scelta. È sufficiente che giovani artigiani siano istruiti nel leggere e scrivere, nella grammatica, nella geografia elementare, nell'aritmetica e nel disegno lineare. E qui praticamente c'è un discorso sociopolitico, no? Diciamo anche culturale se vogliamo. Quindi questi artigiani musicisti non devono leggere niente, devono restare insomma con il minimo sindacale di cultura di base, ma dedicarsi quindi a un artigianato e non sviluppare un senso critico, diciamo, una parte intellettuale. E questa visione in realtà era proiettata sull'intera disciplina musicale, il motivo per cui la musica non si insegna nella scuola italiana, tranne nel liceo musicale come si sa oggi, e che fa fatica a entrare, anzi è sempre stata emarginata dai licei, cioè da quelli che formano la cosiddetta classe dirigente. Per il motivo, la ragione è esattamente questa. Ecco, l'arte musicale è stata sempre vista non solo come artigianato, quindi una questione, diciamo, della mano, del braccio contro la mente, il ragionamento, insomma, questa prospettiva che è stata anche già messa in evidenza, ma anche rispetto all'idea che gli studenti di questi istituti provenivano da classi sociali inferiori, da ceti sociali bassi, e dunque l'insegnamento della musica si identificava in qualche maniera con un insegnamento non conveniente per le classi più abbienti, cioè per i ceti più elevati. E quindi tutta l'attività di questi istituti sul territorio italiano, c'erano diversi non solo nel Regno delle Due Sicilie, ma sparsi un po' per tutto il territorio italiano, non faceva altro che alimentare questa idea che la musica fosse un'arte, diciamo, da un lato suprema, diciamo, anche perché era comunque un'arte nobile da insegnare si può dire, alle classi più abbienti in senso amatoriale comunque, ma dal punto di vista veramente didattico e professionale era l'arte dei poveri per eccellenza, e suonare uno strumento a fiato in un paese del sud Italia nell'Ottocento ma anche nel Novecento probabilmente significava provenire da uno di questi istituti. Potete immaginare quanto poteva far piacere che la musica si insegnasse professionalmente, o comunque diciamo che avesse una posizione certa e fissa nell'organico, possiamo dire, gli ordinamenti scolastici, chiamano così, dell'epoca. Se si aggiunge questo, l'arte musicale, a questo si aggiunge l'arte musicale era anche considerata un'arte femminile, quindi da insegnare alle donne, si può facilmente arrivare alla conclusione che trassero appunto i vari De Santis o Cavour, insomma i padri della cultura italiana nazionale, politica e letteraria, nel dire, diciamo, nel pensare che la musica non dovesse entrare nel novero delle discipline dei nostri licei, né praticamente né in senso storico, perché era considerata un'arte o femminile, quindi molle, diciamo un po' troppo decadente, oppure dall'altro lato un'arte socialmente degradante, almeno dal punto di vista della provenienza di questi musicisti. Quindi c'è una doppia lettura, la musica come arte che nobilita, ma anche la musica come arte povera, un'arte dei poveri per meglio dire, ed è stato un crisma molto significativo che più o meno consapevolmente ha condizionato le scelte in termini di formazione del curriculum scolastico italiano. Quindi io attribuisco molta importanza al ruolo che hanno giocato queste istituzioni nell'immaginario, chiamiamolo così, culturale dell'Ottocento e del Novecento. Quindi mi avvio un po' anche verso la conclusione. Qui ho tracciato un po' quali sono le caratteristiche generali di queste scuole musicali.
Le metodologie didattiche sono essenzialmente di stampo passatista, quindi si insegnava essenzialmente su appunti, su trasmissione diretta, messo allievo. Le stampe esterne erano bandite, come abbiamo letto, si acquistavano poco negli inventari. Se si vanno a leggere gli inventari delle edizioni acquistate da queste scuole troviamo pochissime cose che venivano da fuori. Si cercava di utilizzare un metodo abbastanza artigianale come si faceva nell'Italia dell'epoca, quindi il maestro passava allo studente le sue cose, le sue dispense, che oggi diremo oggi se fossimo all'università, e su queste lo studente si esercitava. E questo produceva, era anche il frutto di questo isolamento fisico e culturale di questi allievi tra le mura del collegio. C'è anche una lettura positiva di tutto questo, se è vero che non c'era un aggiornamento. Se voi pensate che mentre ancora nei conservatori del sud Italia o comunque in Italia si studiava in questa maniera, mentre magari a Parigi esisteva già il conservatoire o a Lipsia la Musique Hochschule e così via, ecco, dall'altro c'è la lettura positiva, perché in realtà questa metodologia, che ci sembrano agli occhi dei moderni qualcosa, ecco, da guardare con sufficienza, era molto efficace nella preparazione di questi strumentisti, che uscivano preparati appunto in maniera appunto dettagliata e come si può dire, funzionale alle esigenze della civiltà musicale, della vita musicale dell'epoca. Quindi non dobbiamo pensare, ecco, che questa metodologia, come distante dalla nostra concezione, sia, ecco, da valutare soltanto negativamente o perlomeno negativamente, ma dobbiamo inquadrarla nella situazione dell'epoca e renderci conto come era un qualcosa che funzionava effettivamente. Io ricordo che anche il Conservatorio di Salerno, questi maestri che avevano vissuto nel collegio, alcuni di loro avevano fatto la carriera, erano diventati maestri, insomma, insegnanti del conservatorio, erano stati da bambini, perché erano orfani, allievi appunto interni del collegio, quindi avevano vissuto lì e sentivano molto questa, possiamo dire, questo essere squadra, questo essere insieme, essere allievi di queste istituzioni, era una motivazione molto forte per studiare, per prepararsi, e ecco, secondo me, al di là, diciamo, di tutto questo, era veramente una preparazione molto molto ferrea, disciplinata, anche con una disciplina un po' grossolana, magari di carattere militare, fatta, immaginiamo, di scappellotti, schiaffoni e cose del genere, perché aveva però le sue lati positive nel portare poi queste persone, questi maestri, a un livello tecnico molto, molto buono, tanto è vero che poi che molte bande di quell'epoca ancora oggi sono molto molto valide nelle esecuzioni musicali. Un'altra cosa che emerge sono i rapporti stretti con il territorio. Vedete, le scuole di musica in realtà erano dei centri di produzione, perché, ecco, fornivano non soltanto gli strumentisti, ma organizzavano poi eventi musicali laddove fosse necessario portarli, quindi cerimonie civili, religiose, militari e quant'altro. Ancora una volta relazione con le bande militari di cui abbiamo discusso, e poi c'è quest'ultimo punto che però per noi è molto importante, che consiste in questa proiezione negativa in termini di diffusione della disciplina negli ordinamenti scolastici per le ragioni che ho appena citato, quindi il colorare l'insegnamento musicale di questa provenienza, ecco, possiamo dire, sociale bassa degli studenti, dei vari strumenti, soprattutto gli strumenti a fiato, ma non solo, perché queste scuole musicali, su cui non mi sono soffermato molto nel dettaglio, ma avevano molte classi anche di strumenti ad arco, anche di canto, di composizione, quindi erano dei veri e propri conservatori a tutti gli effetti, come li conosciamo oggi. La parola conservatorio in realtà in questo ordine di idee è un po' l'idea della conservazione di una tradizione, di un modo di insegnare appunto isolato, chiuso, circoscritto, con lati positivi e lati negativi. Come tutte le cose, noi dobbiamo guardare a tutto questo con occhi, insomma, critici e privi di pregiudizio, e capire come queste istituzioni nate con una determinata finalità in effetti furono capaci di raggiungere tutti gli scopi e gli obiettivi che si erano prefissati. Mi fermerei qui, questo è un pezzo di tempo. Grazie a voi. Allora,
Ringraziamo Luca Persano per questo ricco esordio, perché ha messo veramente tanti argomenti sul tappeto. Anche questa diciamo, storia di una lunga contraddizione che contraddistingue un po' il tema della nostra ricerca, del nostro colloquio. Pensavo diciamo, a questa idea dell'educazione musicale come un'opportunità sociale, ma entro certi limiti. E a fronte di queste riflessioni metodologiche ci sarebbe anche da interrogarsi su come mai, insomma, tra i due stereotipi si sia posto poi quello della musica come indicazione di una provenienza sociale bassa e non per esempio la musica come corollario di un'educazione di una classe aristocratica che era diciamo, l'elemento corrispettivo in tutta l'età moderna, cioè perché poi delle due immagini sia prevalsa nell'immaginario l'una e non l'altra. Perché era femminile, non maschile. Perché era femminile, non maschile. Ecco, ci sono tante questioni di carattere metodologico e volevo sottolineare anche l'aspetto fondamentale che ecco, il passato ci insegna anche a capire che forse dobbiamo disfarci di pregiudizi, ci sono gerarchie nell'educazione musicale che resistono tuttora, no? Nell'importanza di certi strumenti, l'importanza di certe forme proprio di attrezzatura ideologica. Si fa un gran parlare per esempio oggi nella formazione dei conservatori del peso che dovrebbero avere, proprio delle discipline teoriche rispetto a un apprendistato che risente ancora molto di quella impostazione artigianale delle origini, quindi insomma c'è un presente che dialoga col passato, certe volte anche arroccandosi al passato. Questo è un problema che emergeva secondo me molto forte e molto interessante da questa relazione. D'altra parte poi affronteremo strada facendo credo anche la questione di questo rapporto teoria-pratica che è un altro dei nodi insoluti credo dell'educazione musicale ma dell'educazione dello spettacolo in Italia. Ringrazio ancora oggi Luca, ancora adesso Luca, e volevo dire rimandiamo a dopo un momento di domande, procediamo a questo punto. Allora Luca, grazie e a questo punto chiamo invece al tavolo Paola Besutti. Anche nel caso di Paola Besutti non abbiamo bisogno di lunghe presentazioni, docente di musicologia e storia della musica all'Università di Teramo, ma con esperienza di lungo corso nell'Accademia Italiana, membro dell'Accademia Virgiliana, vorrei dire anche in questo caso infaticabile organizzatrice di eventi e curatrice anche di esperienze musicali militanti, ed è una esperta riconosciuta in storia della musica in età moderna, penso agli studi su Monteverdi, penso agli studi sull'oratorio, e qui veramente sarebbe lungo diciamo, ricordare tutti i meriti e le analisi. E tra i fronti di ricerca di Paola c'è anche chiaramente la pedagogia musicale. Oggi ci parlerà di Saverio Mattei al Paragone, pensieri italiani sul valore pedagogico della musica. Temo che dobbiamo appunto sanificare. Questo microfono è questo qui. Sì, ma funziona? Ecco, quindi sono due. Grazie infinita per la presentazione, Francesco Cotticelli. Ringrazio gli amici Francesco, Paolo, Giovanni Maioni per avermi voluto al loro fianco nel comitato scientifico di questo importantissimo ritorno qui a Napoli. Forse ci eravamo visti non tantissimo tempo fa, nel 2019 sì, credo, sempre qui, però sempre sotto la pioggia. Sempre sotto la pioggia. Ci incontriamo sempre più spesso anche perché il cantiere settecentesco ci unisce sempre più di frequente. Porto anche il saluto della mia università, del preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e il rettore dell'Università di Teramo, perché siamo partner di questa iniziativa. Io ho anche scritto il testo per cercare di stare nei tempi, perché comunque parlare del pensiero filosofico, pedagogico è sempre rischia di mandarci lontano. Un convegno sulla formazione musicale nel Meridione d'Italia, a mio parere, non poteva non includere la figura di Saverio Mattei. Lo ricordo, ma non c'è bisogno, nato in provincia di Catanzaro tra il 41 e il 42 del Settecento e muore a Napoli nel 95. Seppure ben studiato e diciamo tra gli studi tempi recenti, gli ultimi decenni, voglio ricordare almeno, molti sono qui tra l'altro, Marina Marino,
per gli studi sul Socrate immaginario, Paolo Fabbri per gli scritti sulla musica filosofica, Andrea Luppi per la polemica sui maestri di cappella, Francesco Cotticelli, Paolo Giovanni Maione per i rapporti ovviamente con la drammaturgia metastasiana, importantissima, e Elisabetta Pasquini, Lucio Tufano, Rosa Cafiero per le relazioni con Padre Martini. Dicevo, sebbene quindi studiato ripetutamente, ma è vastissima la sua produzione, quindi c'è ancora molto spazio per lavorare, Mattei non cessa di offrirci materia di riflessione. Ho ritenuto questa occasione una sede ideale per proporre alcuni tagli sincronici di raffronto fra i pensieri e le azioni di Mattei e quanto si andava elaborando o intraprendendo in centri lontani da Napoli nei medesimi anni in materia di formazione musicale diretta o indiretta. Su questo poi preciserò meglio cosa intendo. Gli studi più recenti stanno infatti riportando in valore una nutrita serie di fonti settecentesche, pensieri sulla musica sinora non notati, disposizioni legislative sull'educazione, dissertazioni esplicitamente dedicate a questi temi, che se poste a confronto con gli scritti, pensieri, le azioni di Mattei, offrono decisamente nuove occasioni di riflessione, di valutazione sulla prossimità e sulla distanza intercorrente tra il contesto meridionale e quello settentrionale. Ovviamente il mio campo di ricerca è più spostato sul settentrione, anche se ormai sono 15 anni che lavoro in un'università che dal punto di vista delle aggregazioni accademiche si iscrive nell'area del sud, quindi mi trovo sempre più spesso a lavorare anche in questi ambiti. Senza ovviamente ambizioni di esaustività e per esigenze di sintesi ho preferito in questa occasione selezionare alcuni di questi snodi meno trattati dalla letteratura sin qui prodotta su Mattei e partire dal ruolo formativo diretto e indiretto delle accademie e dei teatri. Se dovessi riscegliere nuovamente un titolo per oggi sceglierei una frase di Mattei che ancora non avevo trovato quando l'ho dato, che è: giacché sono i teatri le pubbliche scuole. Quindi non ci sono solo i conservatori come luoghi di formazione, ma ci sono le accademie, c'è la formazione malgrado i maestri, che avviene anche qualora non si immagini che lì avvenga formazione, come oggi. Tanta formazione che sfugge alla strutturazione, alla formalizzazione dell'insegnamento. E come è ben noto, Mattei discendeva da una famiglia vivente nobilmente e dotata di beni fondiari. Il nonno era cassiere di una certosa di Santo Stefano del Bosco, così come si confaceva un giovane di buoni natali, la prima formazione avvenne in famiglia per lui. Il padre, esperto di diritto, di amministrazione, era amante della musica e della poesia e poeta per diletto, e fu anche il primo artefice della formazione di Saverio, che poi fu mandato a 10 anni a studiare nel seminario arcivescovile a Napoli, e dove ebbe ottimi maestri di greco, ebraico e latino. Questo è fondamentale. Sempre a Napoli conseguì a soli 17 anni il dottorato di studi di diritto, dando alle stampe la sua prima opera letteraria, quindi precoce e poliedrico. Per tutta la vita Mattei è come se non avesse voluto lasciare nessuna delle componenti della sua formazione, sia primaria che poi professionale. E questo tra l'altro determina uno stile di scrittura che è estremamente interessante, perché è preciso, è netto, va al punto, pur essendo molto elegante. Rientrato in patria calabrese, dove lo aveva richiamato la madre, che si capisce che aveva una personalità preminente nella famiglia, e lo fa sposare a 19 anni con una nobile della famiglia Chiaravalle, dei baroni, ebbe la possibilità, togliendosi da Napoli, di concentrarsi sulla sua opera di maggiore impegno, cioè la traduzione famosissima, poetica in italiano dei salmi biblici, che costituì anche il terreno di coltura e l'asse portante del suo futuro impegno letterario e drammaturgico musicale.
La sua notorietà fu molto accresciuta dal fatto che numerose delle sue traduzioni dei salmi furono musicate da compositori di fama come Hasse, Jommelli, Mariana Martinez, Piccinni, Paisiello. E la cosa interessante è che la traduzione in italiano, non in latino, era nelle intenzioni di Mattei, proprio nelle sue intenzioni, quella di rivolgersi a un pubblico vasto e di proporre a pubblico di esperti versi musicabili. Cioè lo sfondo musicale era già nei precordi, diciamo, di questa sua opera. Questa gran prova letteraria consolidò la sua già notevole reputazione, ebbe quindi commissioni di una cantata celebrativa che era giovanissima, una proposta di lavoro per Modena, per andare a Modena dal duca Francesco III d'Este, che ovviamente la madre contrastò. E quindi non poté accettare, però la svolta e l'allontanamento dalla casa materna comunque avvenne dopo poco e appunto nel 1766 ebbe tramite Galliani e Tanucci l'incarico di insegnamento di grammatica greca nel collegio ex gesuitico del Salvatore, quindi siamo nel maggio del 68. È importante sottolineare che oltre alla cattedra di insegnamento, e questo poi lo ritroveremo dopo, fece anche parte della commissione esaminatrice degli aspiranti ai posti di maestri nei collegi ex gesuitici, commissione che era stata creata nel 68. Qui interrompo il filo della narrazione biografica, che appunto è tra l'altro credo nota ai più, perché desidero proprio soffermarmi su questo punto, ovvero sul delicatissimo passaggio delle politiche culturali esattamente in quegli anni, tra il 67, il 68 e il 69. Perché esattamente in quegli anni, in seguito alla chiusura da parte del governo veneto e di altri governi delle case di esercizi dei gesuiti, per esempio nel Veneto nel 67, vari gesuiti incaricati di insegnamento nei collegi a nobilium o altre istituzioni formative di profilo alto per la migliore gioventù naturalmente, si trasferirono e in molti casi elaborarono, diedero alle stampe saggi scritti di interesse filosofico e educativo nei quali trasfusero le proprie idee anche sul ruolo della musica, elaborate nell'esercizio formativo. A nord si può ricordare tra gli altri il gesuita Saverio Bettinelli, che proprio in seguito alla soppressione dell'ordine si trasferì dal Veneto a Milano, dove pubblicò per la prima volta, 769, il saggio dell'entusiasmo delle belle arti, dedicato allo studio sistematico del talento e della genialità, nell'intento di ravvivare lo studio delle belle arti e sostenerlo, attenzione, contro gli studi inimici della immaginazione, come quelli praticati dai geometri, dai fisici e dai teorici del ragionamento. E qui si capisce che si sta parlando di una spaccatura, di una faglia culturale che vedrà su posizioni molto diverse Mattei. Non a caso, contemporaneamente, le città preeminenti della Lombardia austriaca, Milano e, fatte le dovute proporzioni, Mantova, la mia città d'origine, videro tra il 767 e il 68 la rifondazione delle proprie accademie antiche su nuove basi modernizzanti o pseudotali, dove le scienze esatte avrebbero dovuto guidare i diversi campi dello scibile. Quindi dalle accademie rinascimentali a nuove accademie di uso sociale, per la modernizzazione, per il profitto, per una società più ordinata, più dinamica. Sulla base di un dispaccio di Maria Teresa del 67, che aveva allegato un codice, per esempio, venne rifondata l'idea di un'accademia che assorbiva appunto le accademie antiche, articolate in 4 facoltà: filosofia, matematica, fisica sperimentale e lettere. È una
specie di rivoluzione culturale questa, perché prima erano le lettere che governavano tutto. Se si dissertava di geologia, comunque si raggiungeva un titolo che valeva come di letterato. Anche il geologo era letterato, anche l'ingegnere era letterato. È sempre interessante ristudiare questi dispositivi imperiali. Per esempio in uno del 68 in Maria Teresa si legge nelle due parti della classe intesa sotto il titolo di belle lettere, cioè nell'eloquenza e nella poesia, l'Accademia non proporrà che argomenti importanti, utili da trattarsi sia in prosa sia in versi, importanti e utili, con maschia, qui parlavo di femminile o di maschile, maschia e soda elocuzione, col gusto sano del bel formato, sugli esemplari dell'antichità, escluso del tutto l'abuso fattosi finora tanto dell'eloquenza che della poesia. E quindi sotto la classe di lettere poi rientrava la filosofia, anche la filologia e poi c'erano le varie arti e mestieri, le colonie delle arti. La polemica contro coloro che tendevano a giudicare un'epoca e il suo pensiero in base alla sola applicabilità nei campi delle scienze fisiche e matematiche, ritenuti portatori di progresso, emerge in vari carteggi del periodo, per esempio Arteaga, che negava decisamente il valore della cultura letteraria e filosofica, relegando al ruolo di semplici sognatori i Pici della Mirandola, i Ficini, i Pomponazzi, i Bruni, e salvando tra i letterati solo Tasso. Una delle questioni nodali che stava aprendosi, anche per le sue conseguenze sul futuro, era dunque il contrasto tra le scienze fisiche e matematiche, cosiddette esatte, progressivamente individuate come portatrici di progresso, e ne sappiamo qualcosa noi oggi, e la cultura letteraria e filosofica tacciata sempre più spesso di inconsistenza e retrività. Al seguito anche la musica negli ambienti filosofici, considerata parte integrante della poesia sempre, questo è anche il problema, che per ritrovare gli scritti sulla musica tante volte dobbiamo leggere gli scritti sulla poesia e estrarre da lì ciò che si pensa della musica, perché non appare nei titoli, diciamo così. Quindi la musica come parte integrante della poesia fu sottoposta al nord come al sud a riconsiderazione dal punto di vista educativo e sociale. Il terreno di confronto erano spesso proprio le accademie, che tuttavia nel contesto della rivoluzione culturale in atto erano anch'esse soggette a riforme e rifondazioni. Sullo sfondo di questi dibattiti va riletta anche la dissertazione di Mattei dell'utilità o inutilità delle accademie. Siamo nel 1775. Cito da Mattei: si è pensato di fondare una nuova accademia poetica in Napoli e i savi cavalieri che ne promuovono l'erezione hanno voluto onorarmi col comando di formare io il piano e le leggi, onde l'accademia si regolasse. Le forensi occupazioni che mi tengono lontanissimo dalle muse furono cagione che io mi scusassi dell'incarico e che anzi manifestassi un mio sentimento che non dovesse affatto fondarsi quell'accademia, di cui cercavano il piano. Erano le ragioni dello scetticismo di Mattei riferibili a questo stesso orientamento di contrasto tra scienze pure e belle lettere? Niente affatto. Mattei era fermamente convinto del valore fondante delle lettere, pure o applicate alla musica. Per lui sono quasi sempre applicate alla musica, c'è sempre il pensiero musicale dietro. Il suo scetticismo derivava da una modernissima considerazione sul disinteresse di vaste parti della popolazione che, ritenendosi ormai già sufficientemente istruite, non avvertiva la necessità di società accademiche che facilmente sarebbero state intese come inutili, sedi di privilegi, prebende, favoritismi. Tale disinteresse sociale per le comunità accademiche e letterarie sarebbe da imputare anche alla, per così dire, formazione continua data dalla poesia drammatica offerta dai teatri. Scrive Mattei: onde è che i grandi ingegni del secolo, così come in Italia come in Francia, si sono distinti nella poesia drammatica, e questa è l'unica che oggi è in pregio, che si può seguire ed esserci nelle culte nazioni, perché in essa tutto è arte,
tutto è filosofia e la fantasia sta quasi nascosta, gli slanci han poco luogo e l'ignorante che accozza rime per far sonetti e madrigali invan si cimenta, essendo il dramma opera da gran filosofo, quasi dissi più che da poeta, tanto più che non si crede che un ammasso di versi fatto per togliere la noia agli oziosi o annoiare gli applicati, ma una poesia tanto necessaria quanto necessari si credono i teatri in tutte le ben ordinate città. Dice, tutti si pensano poeti, però in realtà non è così semplice, il teatro è una questione di filosofi e qui comincia a creare il suo teorema formativo. Infatti poi prosegue e dice, in questo stato di cose il fondare oggi un'accademia, ed Accademia Poetica in Napoli, non è di facile riuscita quando il governo non la protegga e dia segni di stime non inutili, sicché il popolo rispetti una società di gente accreditata e protetta. Dice, se la dobbiamo fondare, che sia ben sostenuta dallo Stato e difficilmente però potrà avviarsi perché viene fondata ex novo e non viene, non ha delle radici antiche che le creano un indiretto rispetto. Che scopo potrebbe avere questa accademia? Sintetizzo, di far comparire, di formare un uomo nel mondo ben educato, produrre un uomo che sa muoversi nel mondo. Queste affermazioni solo apparentemente distruttive, dice inutile che facciamo una cosa a Napoli, non ce la faremo mai, non sarà considerata, facevano seguito alle sue proposte regolamentari, cioè dopodiché si mette, dice se la facessi farei così, 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 mette le regole, di fatto la regolamenta e poi viene effettivamente fondata. Il rovesciamento di prospettiva fra la politica delle accademie di rifondazione asburgica nel nord Italia e quella teorizzata da Mattei è evidente. Al nord si teorizzava il ruolo fondativo e educativo delle cosiddette scienze esatte, mentre Mattei riafferma il valore centripeto delle lettere, anche nella loro dimensione drammaturgica, educativa essenziale per un uomo nel mondo ben educato. Ciò in stretta connessione con il ruolo di educazione permanente svolto dai teatri, il che è confermato dalla dissertazione stessa che più avanti recita. Dice, se dobbiamo fare un'accademia dobbiamo dare dei premi in denaro, perché altrimenti subito nasce male. Infatti parla di sostegno. Io non parlo di premi, senza cui l'accademia morirà nel suo nascere, perché nulla so dei fondi di questa accademia che vuole erigersi. Penseranno i signori cavalieri che la promuovono. Se io ne fossi certo e ne sapessi l'estensione, farei altri progetti. E quali sono questi altri progetti? Ha delle idee ben precise, Mattei. Il gran divertimento oggi universale è il teatro. La poesia drammatica non solo è nella classe delle poesie dilettevoli, ma delle utili e delle necessarie. La città ha 4 teatri, tragedie, commedie in versi, in prosa, in musica, son continue. Se debbono esservi, siano buone, visto che ci sono, che lavorano in continuazione e visto che producono una formazione anche inconsapevole, che siano buone. Il governo dovrebbe interessarsene, giacché sono i teatri le pubbliche scuole. Il poeta, il filosofo, il musico, il pittore, l'architetto, tutti concorrono a rendere vago lo spettacolo. Stiamo al di sopra delle altre nazioni con le tragedie per musica, le quali solo potrebbero migliorarsi rispetto a tutto ciò che appartiene ai musici, ai teatri e alle esecuzioni, disperando ognuno di migliorarne la poesia dopo l'immortal Metastasio. Secondo lui è insuperabile il modello metastasiano. Restano pur tuttavia le commedie per musica, in cui potrebbe rendersi illustre un grande ingegno, poiché ci sarebbe un campo assai più largo dei drammi seri. E dice, quindi, quale potrebbe essere? Dice, ecco un'accademia poetica utile, qual non sarà mai un'adunanza oziosa di genti. Quale potrebbe essere questa accademia utile? Un'accademia che vaglia, censisce e approva commedie per musica di valore filosofico, visto che tutti ci vanno, che abbiano dei contenuti, un fondamento profondo, forte e che genera educazione indiretta.
Si tratta di una visione diametralmente opposta rispetto alle citate rifondazioni accademiche del Nord. Mentre Mattei riconosce al teatro, alla poesia drammatica, alla commedia e musica un ruolo educativo, nei fatti ineludibile, perché la gente comunque a teatro ci va, e non arginabile e dunque da sorvegliare per educare l'uomo che deve confrontarsi col mondo, al Nord nello stesso anno vengono banditi 2 concorsi accademici, stesso anno. Se la poesia influisca nel bene dello Stato e come possa essere oggetto della politica, che fu vinto ovviamente da un abate padovano, professore di eloquenza greca dell'Università di Padova, e l'anno dopo dimostrare che cosa fosse e quanta parte avesse la musica nell'educazione dei greci, qual era la forza di una siffatta istituzione, qual vantaggio sperar si potesse se fosse introdotta nel piano della moderna esecuzione. Anche qui vinta sempre da uno studioso di area veneta dell'Università di Padova. Queste dissertazioni le ho analizzate altrove, ne ho già scritto, argomentano sì il valore educativo della poesia e della musica, ma accennano solo di sfuggita al ruolo dei teatri moderni, quindi appaiono molto meno concretamente inserite nella vita vera. È vero che il ruolo dei teatri al Nord non è così potente come a Napoli, è una presenza molto meno evidente e quindi poi ci si misura con il contesto. Quando vengono accennati, vengono condannati come luoghi di degrado, di commercio, di bassezza culturale e parallelamente negli stessi consessi accademici settentrionali vengono al contrario avviate, sotto la sorveglianza delle accademie scientifiche, le colonie filarmoniche impegnate soprattutto nell'esecuzione della musica strumentale e esplicitamente nella sperimentazione di forme di convivenza a leggio fra nobili dilettanti e cittadini, cioè cittadini che possono pagare la bolletta annuale per aderire alla filarmonica, quindi altoborghesi commercianti che vengono fatti interagire nelle accademie filarmoniche per creare una forma di contatto tra queste diverse classi, non per un fatto filantropico, non per un fatto filantropico, ma per migliorare la società, renderla più produttiva, più integrata, più moderna. Dice qua o scardiniamo, quindi ci sono delle regole severissime perché i nobili non accampino diritti. Per esempio c'è una interessantissima diatriba di un nobile che voleva suonare tutti gli assolo di flauto lui. E quindi c'è una cosa che si trascina per anni perché per il solo fatto di essere nobile voleva fare tutti gli assoli di flauto anche se non era a livello di farli, anche perché c'era un flautista pagato per farli. Quindi queste accademie filarmoniche vengono fondate per levare dall'ozio i giovani, per creare, ci sono delle regole severissime, anche tutte le cariche devono essere metà nobiliari, metà cittadini. Se ci sono dei concerti scritti da dilettanti, uno deve essere del nobile e uno del cittadino, dei laboratori sociali, politici, che vedono nella musica un potente attivatore. E nella controversia erudita sul primato della musica antica o di quella moderna, abbiamo visto delle dissertazioni addirittura premiate al Nord, Mattei assunse una posizione intermedia, sostenendo che entrambe avevano i loro vizi e le loro virtù, ma chiaramente lui è molto incline a ciò che è nella sua modernità. Denunciava anche lui la decadenza dei teatri del suo tempo, che attribuiva alla venalità degli impresari e alla carenza di buoni maestri di canto, ma insisteva sulla funzione pedagogica che musica e teatri dovevano esercitare. In ciò si avverte la forte influenza di Gravina, di Vico, sulla sua filosofia della musica e del linguaggio, che è disseminata in tutta la sua opera, che va riletta ripetutamente, ma particolarmente concentrata nella filosofia della musica che è annessa ai soliti libri poetici della Bibbia. E concludo. Nella sua realistica visione del teatro, educativo malgrado tutto, Mattei appare più realisticamente impegnato a interrogarsi sul ruolo dell'intellettuale, del letterato, del filosofo
in una società che stava cambiando anche senza il permesso dei letterati e dei filosofi. E grazie. Grazie Paola per questa interessante disamina, tra l'altro su un personaggio che potrebbe essere additato ad esempio dei finti minori della nostra tradizione culturale, perché è una figura che davvero incrocia i grandi temi della cultura settecentesca da par suo, tra l'altro. Io sono sempre solito dire che c'è un pensiero di Mattei che si evince leggendo in successione la corrispondenza metastasiana, perché forse l'episodio della corrispondenza metastasiana dove le provocazioni sono più facilmente leggibili e c'è proprio la possibilità di cogliere l'evolversi di una riflessione poi condotta con tanto nome, diciamo, dall'altra parte. E c'è una cosa che volevo sottolineare poi, tra l'altro, che mi ha colpito quando tu parli dell'istruzione che sfugge alla formalizzazione, perché credo che nell'ambito delle discipline dello spettacolo questo sia sempre stato un po' tema croce e delizia. Con la tendenza che abbiamo in Italia di dirlo in maniera dicotomica, quando dovrebbero essere fatti invece degli sforzi per difendere, non so, il principio di una formazione di tipo storico-teorico da una formazione di tipo militante, ma sapendo, diciamo, riuscendo a farle dialogare nei rispettivi ambiti. Un tema che oggi mi è particolarmente a cuore, perché stamattina è giunta la notizia della scomparsa di un docente di storia del teatro che ho conosciuto all'epoca del postdottorato in Ohio, un grande storico del teatro di anglo-sassone che è Tom Postlethwaite, che per me è stato proprio, quando ho lavorato lì, l'esempio vivente di questo dialogo continuo con gli insegnanti di recitazione, gli insegnanti di dizione, lui che era invece uno storico, un teorico puro, eppure contribuiva a questa formazione veramente a tutto tondo. Poi, permettimi di chiudere con una notazione che riguarda veramente il presente. Tu hai parlato di questa incipiente proprio divaricazione tra la cultura letteraria e la cultura scientifica, che poi si ammanta anche di una contrapposizione tra il contesto del settentrione nel Settecento e il contesto del Meridione. Quante volte in questa epoca recente mi sono trovato a riflettere sul fatto che se alcuni medici avessero contezza dell'eloquenza, della retorica, di una cultura letteraria e filosofica un po' più forte, insomma, quante cose avremmo ascoltato in meno e quante cose più serie si sarebbero potute dire, perché anche in quelle, cioè, io credo che noi dovremmo difendere oggi come oggi invece proprio, ma con tenacia, una cosa che dico sempre, una formazione umanistica seria di base, perché non si sfugge, non puoi fare nient'altro senza quelle coordinate. E anche riflettere su questi accanimenti settecenteschi è un utile spunto di riflessione per l'oggi. Grazie ancora. Grazie Francesco, grazie per i commenti. Adesso accanto a me Tiziana Grande. Qui entriamo nel vivo dell'istituzione conservatorio, con una persona che comunque ha una formazione alla DAMS di Bologna e una lunga esperienza nel campo della bibliografia e biblioteconomia musicale. Tiziana Grande appunto è bibliotecaria al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Al suo attivo credo anche tu sei responsabile dello IAML per quello che riguarda l'Italia meridionale, quindi l'Italia, quindi si sta parlando appunto di un terminal interessante, di un'esperienza poi specifica nell'ambito della biblioteconomia e della bibliografia che ha dato sempre frutti. E Tiziana Grande si soffermerà in particolare su un altro aspetto della formazione musicale che esordisce a questo punto nei nostri studi e nel nostro sguardo, che è l'insegnamento privato della musica a Napoli tra 7 e 800. Prego. Grazie a tutto il comitato scientifico per avermi invitato. Non è facile seguire le trame dell'insegnamento privato della musica, soprattutto nella città in cui fiorirono le più antiche strutture didattiche specializzate nella formazione dei musicisti. Ciò nonostante, non sono poche le testimonianze, per lo più indirette, che ci informano di questa attività non ufficiale, talvolta parallela, tal'altra convergente, con la formazione fornita dai conservatori o dalle altre istituzioni educative presenti nella città.
D'altronde il fenomeno musicale è un fenomeno complesso che permea la società addentrandosi nei rivoli della vita pubblica e privata, non solo severa disciplina destinata ai professionisti, ma anche piacevole passatempo, veicolo di cultura, di comunicazione, di ascesa sociale. Se fino alla fine del XVIII secolo la musica aveva fatto parte del corredo di conoscenze e di buone maniere che gli esponenti dell'alta società dovevano possedere, a cavallo tra 7 e 800 il fascino dell'arte dei suoni aveva sempre più attirato le classi emergenti, diventando elemento fondante del processo di emancipazione della borghesia. È proprio in questo momento di passaggio tra i due secoli e di radicale trasformazione della cultura e della società che anche la storia dell'istruzione musicale pubblica e privata viene rivoluzionata. Sottratta al monopolio ecclesiastico che per secoli attraverso i conservatori aveva fornito la manodopera artistica necessaria alla vita cerimoniale e spettacolare della città, la formazione musicale pubblica, come sappiamo, era diventata agli inizi dell'Ottocento formazione professionale laica destinata a giovani dotati di talento, selezionati e preparati per rispondere alle esigenze di un nuovo mercato del lavoro musicale, ampliato e rigorosamente regolamentato dai monarchi francesi. In tale nuova situazione il Collegio Reale di Musica nasceva nel novembre 1806 tra le rimostranze dei ceti legati all'Ancien Régime, che vedevano nella riduzione degli antichi conservatori a un unico istituto un inequivocabile segno di decadenza dell'arte musicale, per la riduzione del numero di fanciulli ammessi alla sua formazione e per il venir meno dello spirito di emulazione e competizione tra le diverse scuole. Giuseppe Sigismondo, erudito gentiluomo, dilettante riputatissimo di musica, che di questi anni di cruciale passaggio fu testimone, descrive nella sua Apoteosi della musica, che è stata pubblicata recentissimamente, come sappiamo, quel momento importante della vita musicale al passaggio tra i due secoli, lasciandoci alcune informazioni interessanti sulla formazione musicale privata che lui, dilettante di rango, aveva ricevuto alla metà del XVIII secolo, messa a confronto con la pratica musicale formativa in uso negli anni in cui egli invece scrive l'Apoteosi, ossia all'incirca il 1820. Chi sono io e quali sono i miei rapporti con un'arte che non si è da me appresa per divenirne professore, onde poter affidarmi la giornea di schicchierare precetti? Scriveva, sottolineando con questa excusatio la distinzione tra dilettante e professore, ovvero la distinzione tra chi, come lui, aveva avuto una formazione musicale privata, potendo praticare la musica per diletto, e chi si era formato all'interno del Real Collegio per fare della musica una professione, dei collegi, per fare della musica una professione. Rievocando i suoi studi giovanili presso i Gesuiti e poi la laurea dottorale in studi giuridici, Sigismondo ricordava la sua precoce, smodata passione per la musica, soddisfatta dal padre solo perché ritenuta veicolo per entrare in società. Nato nel 1739 e affidato in tenerissima età, ancor prima di giungere al secondo lustro di vita, all'alunno del Conservatorio di Loreto Giuseppe Geremia, catanese, di 7 anni maggiore di lui, egli prendeva in casa 3 lezioni a settimana. Dal giovane maestro aveva appreso dapprima il canto, dopo 6 mesi aveva cominciato le lezioni di tasto, in soli 4 mesi aveva cantato un centinaio di solfeggi, parte fatti dal maestro all'istante, altri del Feo, e nel 4º mese imparò a cantare un'aria del maestro medesimo che espressamente aveva per lui composta. Passato di lì a poco sotto la guida di Gennarino Capone, già allievo di Carlo Cotumacci, era stato quindi posto allo studio del partimento e dai primi rudimenti del contrappunto.
La metodologia didattica descritta da Sigismondo appariva sostanzialmente la stessa praticata all'interno dei conservatori napoletani, elaborata a misura per l'allievo e finalizzata a una formazione musicale completa che assegnava al canto e alla composizione una funzione fondamentale nel processo di apprendimento dell'arte dei suoni. La giovane età sua e dei suoi primi maestri, sebbene forse imprecisa nel ricordo sbiadito dell'età, quando scrisse l'Apoteosi Sigismondo aveva più di 80 anni, risulta verosimile alla luce del sistema del mutuo insegnamento praticato nei conservatori, in base al quale la capacità degli allievi di saper comunicare ad altri più giovani studenti quanto andavano apprendendo era considerata parte integrante, essenziale del processo di apprendimento stesso. Anche Sigismondo dichiarava d'altronde di avere avuto la sua prima allieva all'età di 11 anni, ma di essersi dedicato a dare lezioni di canto a gentildonne e gentiluomini solo dopo essere stato ammesso alle lezioni private del grande Porpora. L'accento che Sigismondo poneva sulla metodologia didattica da lui appresa ed insegnata, che partendo dai solfeggi passava per lo studio del cembalo e dei partimenti, dei duetti di Carapella e di Durante, delle cantate di Porpora, delle arie di Vinci, Scarlatti, Pergolesi, Piccinni, Traetta, Sacchini e Guglielmi, per giungere alla perfezione del canto sulle carte ultime degli ommelli, mirava a rimarcare la differenza tra il metodo di insegnamento in uso ai tempi della sua gioventù e quello dei tempi in cui scriveva. La tradizione didattica del passato, tramandata soprattutto oralmente da maestro ad allievo e tenuta in vita dagli epigoni dei maestri dei 3 antichi istituti, a cavallo tra i 2 secoli viveva un momento di profonda crisi, che si tradusse in un atteggiamento conservatore e xenofobo di buona parte dei musicisti di formazione napoletana nei confronti delle nuove tendenze di gusto e in generale delle novità importate dall'estero in campo musicale. Alle critiche rivolte ai maestri privati che, passando di volo per le regole, rendevano gli allievi appena capaci di esibirsi, Sigismondo aggiungeva il suo biasimo per il declino della musica sacra, che aveva avuto gravi ripercussioni sulla professione di musicista, rendendo i maestri dell'arte musicale appena ridotti a vivere con la faticosa, noiosissima carriera delle lezioni private. L'anziano Sigismondo, che aveva trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita nel culto dell'antica scuola napoletana, diviso tra le carte della sua ricca collezione privata di musica e i volumi dell'archivio del conservatorio di cui era stato nominato primo bibliotecario, deplorava la crisi della musica da chiesa e da camera e la contemporanea inarrestabile ascesa della fortuna dell'opera e soprattutto di tutte le nuove forme di musica d'uso ad essa collegate. Al rimpianto per i bei quartetti, le sinfonie e la musica cameristica ascoltata ed eseguita in tante case private in gioventù, Sigismondo contrapponeva il seccantissimo arpeggio della chitarra francese e criticava il dilagare della tradizione didattica importata dalla Francia, che abolendo l'uso delle chiavi antiche e abbandonando il sistema delle mutazioni esacordali e del do mobile, aveva semplificato la lettura e lo studio della musica, portandola a suo giudizio verso una inesorabile deriva. Il dilagare della moda delle trascrizioni d'opere e dell'accompagnamento della musica vocale con la chitarra francese, l'arpa o il pianoforte andava catalizzando sempre più verso questi strumenti l'attenzione di nuovi aspiranti dilettanti di musica, la cui formazione si svolse esclusivamente in ambito privato. Relativamente alla chitarra, vale la pena di ricordare che a Napoli aveva visto la luce il primo metodo italiano scritto per questo strumento dal nobile dilettante Federico Moretti. Scritto per chitarra a 5 corde nel 1786 e rimasto manoscritto fino alla pubblicazione per i tipi di Luigi Marescalchi col titolo Principi per la chitarra nel 1792, il metodo aveva avuto dopo pochi anni una seconda edizione per chitarra a 6 corde con l'aggiunta di elementi generali della musica nel 1804 e aveva inaugurato un filone nuovo per l'editoria napolitana, quello dei metodi strumentali, che intercettava le richieste del nuovo pubblico.
Destinato a facilitare alle principianti i mezzi di conoscere a fondo la musica e la chitarra, il nuovo metodo era finalizzato essenzialmente all'accompagnamento del canto, poiché, come l'autore dichiarava nella prefazione, una delle proprietà che distinguono la chitarra è quella di eseguire gli accordi, il che la rende uno degli strumenti più propri ad accompagnare il canto. Con buona pace di Sigismondo, quindi, la scuola dei solfeggi dei partimenti veniva sostituita, al di fuori dei conservatori, dall'uso di nuovi strumenti, protagonisti di una specie di rivoluzione democratica di ambito musicale. Lo stesso Moretti, d'altronde, fu un sostenitore dell'inutilità del setticlavio. Pubblicò infatti nel 1824 un libello teorico dal titolo Sistema uniclave, con cui intendeva dimostrare l'utilità di ridurre le 7 chiavi musicali a 3 solamente, violino, tenore e basso, corrispondenti alle 3 estensioni della voce, acuta, media e grave, utilizzando per l'accompagnamento la sola chiave di Sol. L'autodidatta Moretti, che doveva la sua formazione musicale ad un pianista, il romano Girolamo Masi, contribuì così a diffondere la moda della chitarra a Napoli negli anni in cui in tutta Europa si diffondeva una vera e propria guitarromania. Il fenomeno caratterizzò un nuovo tipo di dilettantismo strumentale, limitato a conoscenze elementari per chiunque avesse velleità musicali. Non è un caso se nel 29 maggio 1820 Niccolò Paganini scriveva all'amico Luigi Germi di non riuscire a trovare a Napoli bravi chitarristi per eseguire in concerto i suoi quartetti. A Napoli tentai di provarli, venne Zefferino violoncello, una discreta viola e una delle migliori chitarre di Napoli, ma con mia sorpresa questi non aveva cavata e non indovinava un accordo. Dunque cessammo di offendersi le orecchie. Le ho consegnate però le 3 parti di chitarra perché se le studi e mi ha promesso di impararle. Anche l'arpa conobbe a partire dai primi anni dell'Ottocento una grande diffusione. Considerando l'imperfezione delle arpe del tempo, a movimento semplice, caratterizzate dall'impossibilità di suonare in tutte le tonalità, dalla imprecisione e instabilità dell'accordatura, dalla disuguaglianza della cordiera, dalla facilità con cui si rompevano le corde, per quanto ci racconta almeno il compositore Louis Spohr, che aveva una moglie arpista, è possibile supporre che l'ampia diffusione di questo strumento fosse dovuta soprattutto all'eleganza della sua forma e alla fortuna di cui essa godette negli ambienti aristocratici e di corte. Anche la facilità di lettura su 2 righe per le 2 mani, come quella del cembalo o del pianoforte, favorì inizialmente la sua diffusione, anche in assenza di metodi didattici e repertori specifici. Certamente l'introduzione dell'arpa nell'organico orchestrale dei repertori operistici di importazione o ispirazione francese di quegli anni aveva portato a Napoli grandi interpreti che ne avevano esaltato la bellezza e il fascino, favorendone la diffusione, come l'arpista Caterina Rega, prima virtuosa d'arpa dei teatri San Carlo e Fondo e della Cappella Palatina, di formazione viennese, giunta a Napoli nel 1811, o come l'arpista bergamasco Clemente Zanetti, scritturato dall'impresario Barbaia per l'orchestra del San Carlo nel 1819. Divenuto maestro delle principesse reali, figlie di Francesco I, Zanetti ebbe tra le sue allieve la migliore nobiltà napoletana. Nominato maestro dei reali educandati femminili, insegnò l'arpa a numerose e bennate fanciulle che, rompendo con la tradizione dell'educazione conventuale o esclusivamente domestica, optarono per un'istruzione laica che, tra le altre discipline, considerate adatte alla formazione di donne di alto lignaggio, comprendeva l'insegnamento del canto e di alcuni strumenti di accompagnamento, come il pianoforte e l'arpa. La mancanza di metodi specifici nel mercato editoriale napoletano di tutta la prima metà dell'Ottocento di metodi per arpa fa supporre un utilizzo poco più che elementare di questo strumento nella pratica musicale domestica e si riflette nel repertorio in uso, privo di un linguaggio proprio ed essenzialmente di derivazione pianistica, come dimostra l'ampia produzione di pezzi per arpa o pianoforte e per arpa e pianoforte, pubblicati in questo periodo, in cui l'arpa può sempre essere sostituita da un secondo pianoforte.
Una significativa trasformazione nel modo di concepire l'uso di questo strumento a Napoli si avrà solo con l'introduzione della prima cattedra di arpa nel Collegio di Musica, affidato a Filippo Scotti, un allievo di Zanetti che aveva già preso il posto del maestro negli educandati femminili nel 1838 e che nel 1939 fu nominato anche primo maestro di arpa in San Pietro a Majella. Lo studio professionale dell'arpa, finalizzato al suo utilizzo in orchestra ormai imprescindibile e al virtuosismo, fu così destinato ai soli alunni maschi, mentre le donne, che nel collegio entreranno solo a partire dal 1874, furono relegate a una formazione finalizzata esclusivamente al dilettantismo e alla pratica privata. Peraltro, nel 1861 lo studio dell'arpa negli educandati femminili fu soppresso tra le rimostranze delle famiglie delle alunne, perché considerato di lusso dal nuovo governo dello Stato unitario, che decretò in tal modo il declino definitivo della popolarità di questo strumento a Napoli. Un discorso a parte meriterebbe il pianoforte, il cui studio istituzionale, come è noto, fu introdotto a Napoli prima negli educandati femminili, a partire almeno dal 1820, e poi nel conservatorio, a testimonianza della diffusione che lo strumento ebbe prima nei circuiti privati della buona società, prima ancora che il conservatorio istituisse nel 1827 una cattedra di pianoforte già mai esistita prima. Affidata a Francesco Lanza, di formazione londinese, protagonista indiscusso della scena pianistica napoletana di quegli anni, la cattedra di pianoforte rimase cattedra unica a San Pietro a Majella per oltre 30 anni, fino alla morte di Lanza nel 1861. Nell'Istituto Napoletano lo studio degli strumenti da tasto continuò per buona parte della prima metà dell'Ottocento a essere considerato principalmente funzionale allo studio del canto e della composizione, e l'ambiguità tra la figura del clavicembalista compositore di eredità settecentesca e quella del pianista puro, maturata soprattutto grazie alla presenza a Napoli di Francesco Lanza e di Sigismund Thalberg, si protrasse a lungo, lasciando spazio solo nel 1863 all'impiantarsi della moderna scuola di pianoforte che, partendo da Beniamino Cesic, giungerà fino quasi ai nostri giorni. Non stupisce pertanto apprendere dai documenti dell'archivio del conservatorio che, mentre nelle case aristocratiche e borghesi imperversava anche a Napoli, seppur in ritardo, la moda del pianoforte, il conservatorio acquistava nel 1826 3 cembali a forma di pianoforte a 6 ottavi e 2 registri, e ancora nel 1837 acquistava 6 cembali a pianoforte con lo smorzo, dichiarandoli strumenti che, mentre offrono tutti i mezzi del pianoforte, sono di una spesa assai minore. Per tutta la prima metà del secolo l'insegnamento del pianoforte fu pertanto soprattutto privato e rappresentò una cospicua fonte di reddito non solo per Lanza, che come è noto non ebbe rivali come concertista e come maestro, e attese 3 anni prima di accettare la cattedra in conservatorio, considerando il compenso offerto inadeguato e non conveniente rispetto alla fiorente attività didattica privata che egli svolgeva, ma anche per una lunga schiera di altri maestri formatisi alla sua scuola come Cerimele, Doglia, Furno, Lillo, oppure al di fuori dei circuiti dell'insegnamento ufficiale come Nacciarone, Cope, Döhler. Come Lanza, che fu anche autore del primo metodo per pianoforte scritto in Italia, tutti questi pianisti lasciarono alcune opere didattiche e un'abbondante produzione di musica da salotto e alla moda, espressamente dedicata a loro allieve e allievi della buona società. La centralità del teatro d'opera nella vita musicale della prima metà dell'Ottocento, la diffusione del pianoforte come strumento d'accompagnamento del canto e la debordante fortuna della parafrasi pianistica, che consentiva ai dilettanti più o meno attrezzati dal punto di vista tecnico di riprodurre le più belle melodie udite a teatro su uno strumento non difficile per precisione di intonazione, per estensione e sonorità,
decretarono la fortuna e la diffusione del pianoforte, che ebbe anche il merito di veicolare la conoscenza del contemporaneo repertorio sinfonico e cameristico presso i dilettanti più colti. Il pianoforte è strumento utilissimo. Senza il pianoforte non avremmo tanti coltissimi dilettanti di musica, i quali solamente per esso hanno l'opportunità di eseguire, di studiare e di richiamarsi alla mente i capolavori dei sommi compositori. Senza il pianoforte gli incanti della musica sarebbero gustati soltanto dai ricchi. Senza il pianoforte lo studio della musica non sarebbe diffuso tra tutte le classi di persone. Così scriveva Pasquale Trisolini sulla Gazzetta Musicale di Napoli del 22 luglio 1854. 2 anni dopo, nel 1956, il giornale di varia cultura, l'Aurora, sottolineava però con ironia il dilagare di un'attività didattica ormai fuori controllo e non sempre di buona qualità. Il compilatore della statistica dell'Aurora mi ha assicurato che la cifra dei maestri è di 50.000, il 10° appunto della popolazione. Il nostro collega ci faceva per giunta osservare che 5.000 è il numero degli allievi, dal che risulta che il numero degli scolari sta ai maestri come 1 a 10, il che è cagione della grande perfezione dei primi. Anche Michele Ruta, nella sua storia critica delle condizioni della musica in Italia e del Conservatorio San Pietro a Majella, nel 1877 descriveva la professione dei maestri di musica come la più infestata di intrusi e mestieranti, faccendoni buscaguadagni. Ma al tempo stesso non si esimeva dal sottolineare che i molti meriti dell'insegnamento privato, cui dedicava un capitolo del suo libro. Come è noto, nel mutato contesto storico-sociale della Napoli post-unitaria era stata una piccola elite di dilettanti dell'alta società napoletana con interessi culturali esclusivi a dare un contributo determinante alla rinascita della musica strumentale, che avrebbe raggiunto il suo culmine con l'esperienza di Martucci sul finire del secolo. Formatisi privatamente alle scuole di musicisti professionisti come Gaetano Ciandelli e i suoi alunni per il violoncello, Emanuele Cracan per il flauto, Salvatore Pinto per il violino, Gaetano Negri per il contrabbasso, Cesi per il pianoforte, i dilettanti Paolo Rotondo, Paolo ed Alberto Bubé, Luigi Filiasi, Benedetto e Teresa Maglioni, Augusto Zingaropoli e molti altri furono i veri protagonisti della musica a Napoli nella seconda metà dell'Ottocento, sia come musicisti che come mecenati, guadagnandosi faticosamente uno spazio non marginale in un mondo musicale ancora troppo dedito a coltivare la passione per il melodramma. Di questi e di molti altri fortissimi dilettanti che a buon diritto maestri possono chiamarsi, pur essendosi formati al di fuori dei conservatori, Ruta evidenziava i meriti indiscutibili, in opposizione ai tanti intrusi posti tra i piedi dei veri artisti. Per porre fine a tanti sconci dell'arte musicale, con l'obiettivo di tenere sempre alto il livello di tutti i maestri, Ruta proponeva il rimedio dell'esame di diploma obbligatorio, ovvero la possibilità per il conservatorio di laureare non solamente i propri alunni, ma anche tutti quei giovani artisti che hanno studiato sotto la direzione dell'insegnamento privato. Considerando assai remota l'ipotesi da lui stesso proposta, Ruta scriveva: «Io non mi fo l'illusione che possa venire il secolo dell'oro per l'arte, obbligando i maestri di musica a fornirsi di laurea, ma ritengo, per fermo, essere questo uno degli espedienti potentissimo, il quale, concorrendo con altri ordinamenti, sarà efficace alla solenne restaurazione dell'arte nei conservatori e nella privata educazione». Solo con il nuovo statuto del 1890 il Conservatorio napoletano accolse la proposta di Ruta e i candidati privatisti furono ammessi a sostenere gli esami di fine corso per conseguire il diploma e il titolo di maestri. Alla fine del secolo, il decreto numero 108 del 2 marzo 1899 uniformò i programmi degli esami finali di tutti i conservatori italiani, omologando di fatto la formazione musicale su tutto il territorio nazionale. Sebbene al centro di un acceso dibattito politico-culturale e considerati inadeguati e per alcuni drammaticamente arretrati, i conservatori diventarono ope legis per tutto
nel Novecento, le istituzioni privilegiate per la formazione musicale, le sole autorizzate a suggellare il livello di preparazione dei musicisti, a prescindere dalla formazione pubblica o privata che essi avevano ricevuto. Grazie. Ringraziamo Tiziana Grande per averci introdotto a questo mondo privato che pone poi problemi anche di rapporto fra dilettantismo, professionismo, secondo concetti che vanno declinandosi poi diversamente nel corso delle epoche, che nell'Ottocento assumono quelle connotazioni che più o meno sono quelle nelle quali ci riconosciamo anche noi. Certo. Insomma, molto interessante anche questo fatto di un'istruzione pubblica che a un certo punto insegue gli input e gli orientamenti, diciamo, di una formazione privata. Ci sarebbe da dire, riportandoci all'oggi, quanto ancora un avviamento agli studi musicali e una coazione a ripetere di tipo familiare, di tipo appunto chiuso nella esperienza privata delle singole famiglie, dei singoli gruppi sociali, che poi si riflette molto, secondo me, sull'immaginario dell'educazione musicale del nostro tempo. Quindi anche qui, come vedete, molte riflessioni da svolgere, da sviluppare. Credo che abbiamo anche un po' di tempo per qualche domanda, che chiaramente non riguarda solo la relazione di Tiziana Grande, ma anche le due precedenti. Tutti soddisfatti? Sì. Come funziona adesso? Ci prendiamo un quarto d'ora di pausa? Allora interrompiamo i lavori adesso e fra un quarto d'ora tutti di nuovo qui. Grazie.
accanto a me Paola De Simone. Anche per Paola De Simone non credo siano necessarie delle presentazioni molto approfondite. Giornalista, saggista, docente di letteratura poetica e drammatica al Conservatorio, come vedete personalità poliedrica e dalla produzione scientifica poliedrica, che stasera, come direbbero le persone colte, ci introduce a quello che è già un case study, cioè la focalizzazione su un esempio che ci permetterà poi appunto di riflettere ulteriormente su questo tema della formazione musicale. La relazione di Paola De Simone è su musica e nobiltà nella formazione privata di una compositrice dell'Ottocento napoletano, il Vespro della Vergine per la chiesa di San Rocco a Chiaia di Clotilde Capece Minutolo. Paola, prego. Grazie della presentazione a Francesco Cotticelli, grazie alla Fondazione Pietà di Turchini e al Comitato Scientifico per l'invito. Dico subito che l'argomento è stato scelto in linea naturalmente con quelli che erano gli obiettivi della proposta di ricerca, soprattutto con la finalità di poter trascrivere, quindi pubblicare ed eseguire il Vespro di Clotilde Capece Minutolo, che è stato specificamente composto per la chiesa di San Rocco a Chiaia, che è la seconda sede appunto della Pietà di Turchini. Quindi il mio auspicio è che si possa finalmente ascoltare a questo punto in prima moderna il brano, che tra l'altro è bellissimo. Allora, musica e nobiltà, intanto io parto con quello che è diciamo così un esempio emblematico di formazione vissuta in un contesto privato, in contesto appunto domestico, ma soprattutto in contesto di genere femminile, cosa diciamo non scontata e non facilissima, per quanto appunto al centro di studi diciamo recentissimi. Controllo un attimo ok. Intanto introduco l'argomento. Tra le figure emblematiche del modello di formazione culturale e musicale privata al femminile, svolta in vivace apertura e simbiosi con la nobile società napoletana del primo e pieno Ottocento, si colloca una fanciulla, poi donna, dotta e devota, che osserva, vive, descrive e con virile coraggio giudica in prima linea nel suo diario manoscritto le svolte della storia di un'Italia stretta fra dominazione francese, restaurazione borbonica, moti rivoluzionari, sbarco dei Mille e unità d'Italia. Mi riferisco ai 2 volumi manoscritti giunti nel fondo, confluiti nel fondo del 1882, che la nobildonna ha donato, la più longeva delle 3 sorelle Capece Minutolo, ha donato alla Biblioteca San Pietro a Maiella. I volumi non sono con le partiture, tra l'altro fondo ricchissimo che comprende anche l'autografo del Socrate immaginario di Paisiello e tantissima altra musica del Settecento e degli anni alle coevi, soprattutto delle partiture del suo maestro Balducci, e sono collocate nella sala consultazione. Sono circa 500 pagine manoscritte, da cui, oltre a delle informazioni utilissime per poter comprendere quello che era effettivamente questo laboratorio musicale ed educativo svoltosi sia con delle lezioni, quelle del maestro Balducci, ma anche, come si diceva poc'anzi, proprio in ambito con l'esercizio teatrale, il teatrale con un teatro tra l'altro di formazione, di estrazione inedita, quello praticamente da salotto, da camera, tra l'altro per voci femminili e con accompagnamento di pianoforte. E quindi in realtà, al di là di poche informazioni di carattere prettamente musicale, soprattutto quello che i diari praticamente descrivono all'interno di questa diciamo veramente mole interessantissime di notizie, soprattutto storiche, sono veramente le vicissitudini affrontate in un periodo tra i più difficili, dove si passa praticamente dal regime appunto di monarchico, diciamo borbonico, a quelle che sono tutte le diciamo le svolte, soprattutto anche le ansie e le paure di ovviamente di un cambiamento storico, e con esso anche di quelli che possono essere gli assalti ai briganti, dei camorristi, di tutto di più. E quindi diciamo i diari sarebbero addirittura appunto da pubblicare e da somministrare proprio per lo studio della storia innanzitutto. Quindi una storia che corre veloce in parallelo fra l'alternarsi degli scettri, degli spaccati di camorre e di briganti, alle sue vicissitudini familiari, la sua attività musicale di scolara, cantante, compositrice, bibliofila e perfino ideatrice di un calco educativo laico ereditato dal ramo spagnolo materno, guidato da uno spirito caritatevole e devozionale che troverà fortuna entro la sua stessa stirpe, poi vedremo al termine, nella generazione a venire.
Qui la figura di sintesi è Clotilde Capece-Minutolo, della stirpe di principi di Canosa. Vediamo l'albero genealogico, che è qualcosa di impressionante, quindi il ramo paterno naturalmente, di Canosa, nata per caso a Palermo l'11 novembre 1808 durante la temporanea permanenza dei suoi genitori all'estremità del regno, al seguito della famiglia reale borbonica lì ritiratesi nei giorni dell'avvento dei francesi. La madre, la divina, quanto così la chiama nel diario, quanto coraggiosa Matilde della Sonora, donna messicana di origini messicane di eccezionale coraggio e tempra, era a sua volta testimone e latrice di un modello educativo domestico e musicale da salotto, parimenti ereditati per via materna. In sintesi il tratto che a noi interessa nel riquadro evidenziato c'è il padre Raimondo con le 3 figlie, Clotilde, Paolina e appunto Adelaide. Il ceppo principale di provenienza è quello praticamente di Don Fabrizio Capece-Minutolo, principe di Canosa, patrizio napoletano, che sposa Rosalia de Sangro di San Severo, quindi figlia di Raimondo di Sangro. Nascono Antonio, principe di Canosa, il famoso principe su cui c'è tanta letteratura tra l'altro, e Don Raimondo, che è il papà praticamente di Clotilde, patrizio napoletano, brigadiere dell'esercito partenopeo, maresciallo di campo. Sposa a sua volta, come dicevamo, Matilde de Galvez, marchese della Sonora. La Sonora è tenuta a pochi chilometri da Malaga, in Spagna, che appunto era figlia dell'ex viceré del Messico, Bernardo de Galvez, quindi proprietà praticamente tra America Latina, Spagna, viaggi, avventure, si legge di tutto all'interno dei diari che comunque coprono un range di anni limitato. Dalla coppia nascono Paolina Capece-Minutolo, marchesa titolare della Sonora, e che è l'unica poi che si sposa e avrà gli eredi. Don Francesco del Balzo dei Duchi di Caprigliano sarà il marito, e da lì avremo Ernesto del Balzo, Adelaide, che sposa Francesco Pignatelli di Strongoli, unendosi quindi a un ulteriore ramo tra i più insigni della nobiltà partenopea. E le altre 2 sorelle, appunto Adelaide Capece-Minutolo e Clotilde Capece-Minutolo. Le fonti di riferimento per quanto riguarda il nostro argomento sono quindi sicuramente il diario di Clotilde Capece-Minutolo, che è in 2 volumi manoscritti, per un totale, come vi dicevo, di circa oltre 500 pagine, copre gli anni 55, 59, 60, ma lei ogni tanto fa delle sintesi, per cui tocchiamo anche anni tipo anni 30, 34, che sono ancora più interessanti. Ovviamente il fondo di manoscritti musicali, perché dalla raccolta, ma soprattutto da quello che è proprio l'elenco anche di quelli che sicuramente saranno stati testi utilizzati dalle ragazze per appunto il loro scopo educativo, riusciamo a capire quale fosse appunto la base di partenza. La presenza dello studio del canto di Balducci, appositamente scritto per la sua scolara Clotilde Capece-Minutolo, in forma appunto manoscritto, conservato parimenti nella biblioteca del San Pietro a Maiella, e che vedremo sarà importantissimo perché quella tipologia di stile, quella varietà, quella ricerca della varietà e soprattutto delle indicazioni dinamiche, ritmiche di scrittura, le ritroveremo poi nel Vespro. Accademia e rappresentazione del teatro della Sonora in casa Capece-Minutolo, e fondo di partitura appunto custodito nell'archivio della casa di Posillipo e poi appunto donato nell'82 al Conservatorio di Napoli, e soprattutto appunto quello che è il manoscritto di riferimento, oggetto dello studio, il Vespro per la Vergine messa in musica per San Rocco a Chiaia da Clotilde Capece-Minutolo. Il diario, eccolo qua, abbiamo la copertina e la prima carta di guarda con il frontespizio. Per quel che riguarda appunto le notizie, partono da un dato di fatto che appunto lei, narratrice ancora non nata, annuncia nel 1808 ai 19 luglio la famiglia si accrebbe di una terza bambina, nacque in Palermo, quindi inizia il suo racconto. Rapidamente ho scelto degli estratti che sono molto utili per comprendere veramente quello che è il peso e anche il significato del diario e delle notizie che se ne possono appunto ricavare. Una massa d'ufficiali rimpatriando trovò grata accoglienza presso Gioacchino Murat, che allora reggeva Napoli, quindi siamo veramente al passaggio tra i governi. La regina Carolina Murat intanto si occupava di reggere la società napoletana più civile e socievole, riceveva costantemente, invitava la più eletta aristocrazia e
per riuscir meglio nel suo intento fondò un educandato in Aversa, che dopo pochi anni fu traslocato a Napoli ai Miracoli. Non esistevano case di educazione, prosegue Clotilde, per le fanciulle nobili, così che era usanza di rinchiuderle in monasteri, dove qualche presente professa ne prendeva speciale cura. Questo modo di educare le fanciulle era poco atto a formare delle buone ed esperte madri di famiglia e non dava ad esse delle abitudini sociali. Questa è una preoccupazione che ritroveremo anche fino all'ultima pagina del diario, dove in realtà quell'istinto di carità, quella devozione, quella essenza di buona cristiana in realtà deve essere alla base presente di tutti i processi di formazione, a suo avviso. Questa nuova fondazione fu di somma utilità ed in breve tempo prosperò grandemente. Le Colonna, Sirignano, Caracciolo e tante altre fanciulle vi andarono a ricevere una più accurata educazione. Quanto non si adoperò la regina presso mia madre a ciò persuaderla e rinchiudere anche noi in quel sì prospero educandato, ma essa costantemente ricusò dicendo che era nostra madre, che era stata la nostra nutrice e la coscienza voleva che fosse anche la nostra educatrice. A sì nobile rifiuto la regina non ebbe che ammirare e non altro. Al di là di quelle che possono essere state le lezioni del maestro privato, è proprio la pratica del salotto da camera che è il motore praticamente di questa formazione. C'è in realtà un esempio precedente, sempre molto probabilmente emulato dalla madre di Clotilde, quindi Matilde, che vediamo nell'immagine superiore, la marchesa di Arisa, che praticamente a Madrid aveva appunto organizzato dei salotti, di questo modello. Trovavasi a Napoli una delle più nobili e ricche dame spagnole, la vedova, la marchesa di Arisa, madre di un unico figlio, Carlo. La nobile marchesa spesso riuniva i suoi compaesani, il tanto decantato tenore Garzia rallegrava le sue serate col canto, e per festeggiare il nome di mia madre, con cui era in somma amicizia, eresse un teatro dove la giovinetta figlia di Garzia esordì e riscosse i primi applausi. Quindi modello madrileno trapiantato a Napoli, sempre secondo un asse di amicizie che vedremo appunto legare sia la marchesa di Arisa che naturalmente la madre delle ragazze. La giovinetta figlia di Garzia esordì e riscosse i primi applausi che giunsero al cielo quando sulle pubbliche scene si ammirò sotto il nome di Malibran. Nell'immagine sottostante. La medesima sera, sul medesimo teatro, Maria Garzia cantava per la prima volta e noi tre allora fanciulle ballammo con la Marietta Ronzi, sorella della De Begnis, il giudizio di Paride, balletto composto appositamente per noi. 1839, presente la nostra casa, racconta quelle tra le più brillanti di Napoli, opere in musica, quadri viventi, accademie musicali, società, lotterie e balli in costume, tutto si eseguiva con eleganza e somma squisitezza. Ognuno contribuiva con la sua persona naturalmente a rendere gaie quelle riunioni. In Spagna la bella contessa di Galvez aprì la sua casa agli amici. Questa praticamente è la tradizione che la mamma Matilde acquisisce praticamente a sua volta dalla madre. Alle molte conoscenze e pian piano la società, la più brillante era nei suoi saloni. L'aristocrazia francese, che ai primi vagiti della Gran Rivoluzione, che chiuse il passato secolo, emigrava per ogni dove, venne in gran copia a Madrid, e quindi sia una sorta di chiamata a raccolta di quelle che erano le figure più eminenti della società del tempo. In queste brillanti riunioni non mancavano artisti, letterati, scienziati ed anche un rimarchevole gruppo di drammatici dilettanti. In parallelo il discorso dell'istruzione femminile dal 7 all'800. Ovviamente abbiamo dei poli che sono stati ampiamente studiati e definiti soprattutto dagli studi più recenti di Rosa Cafiero, naturalmente Angela Fiore e Carla Conti, che è stata particolarmente utile per quanto riguarda il mio studio perché si è dedicata proprio alle tre figlie dei Capici Minutolo. Fondamentalmente le opzioni erano educazione pubblica o privata, conservatori, monasteri, educandati, abitazioni private. Nei documenti d'archivio, praticamente nei rolli, troviamo nel periodo appunto francese i nomi di fanciulle e così man mano attraverso i diversi piani e progetti è possibile seguire quello che è fondamentalmente il tentativo tutto francese sicuramente di riformare uno studio che doveva interessare e coinvolgere naturalmente anche le fanciulle. Quindi le fonti sono regolamenti, piani di riforma, decreti, le relazioni degli ispettori governativi, le discipline, gli elenchi di maestri e degli allievi. Il 13 settembre del 60 il marchese Afflitto di Montefalcone, ministro dei lavori pubblici, invita Clotilde e Adelaide a ricoprire le cariche di direttrice e coadiutrice di 3 educandati napoletani. Dal diario, ottobre 1860, accettiamo con la lusinga di salvare in questa tempesta, siamo nei momenti più
allucinanti dal punto di vista politico, tra insurrezioni, assalti e via dicendo, la morale e la religione di molte madri di famiglia. Cioè il loro scopo è sì formare, educare alle arti, alla musica, ma sempre innanzitutto badare appunto alla morale e alla religione, che vedremo importantissima anche nel giudizio che lei esprimerà, si permetterà appunto di esprimere nei confronti dei sovrani e della decadenza, diciamo, della dinastia borbonica. C'è una relazione tra i vari piani di riforma, eccetera, eccetera. C'è una relazione che ho trovato particolarmente interessante del presidente Giuseppe Rega al Consiglio direttivo sulla riforma dei Reali Educandati di Napoli del 21 novembre 1887, conservato in una copia, cioè in manoscritto autografo, nell'archivio centrale dello Stato. Gli insegnamenti, parlo soltanto dell'articolo 5, gli insegnamenti che ora si danno per disposizione dello Statuto sono religione, lingue e lettere italiane, storia e geografia, aritmetica, geometria e computisteria casalinga. Quindi notate sempre come c'è questa sorta di tentativo di elevarle, però sempre ricordare che sono donne, elementi di etica e pedagogia, elementi di fisica, chimica, storia naturale e igiene, lingua francese, lingua inglese, calligrafia, disegno lineare di ornato di paesaggio e di figura, musica di pianoforte e di canto, che saranno le discipline comunque fondanti, diciamo, dell'educazione femminile, lavori donneschi, ballo e ginnastica. A questi si aggiunse in dicembre nel 1881 la declamazione per deliberazione del Consiglio, direttiva approvata dal Ministero. Gli attuali insegnamenti resteranno tutti, ma per l'estensione di alcuni di essi dovranno introdursi notevoli cambiamenti nel programma scolastico. Si aggiungeranno come insegnamenti ufficiali, almeno questo l'auspicio, e mi ricollego alla relazione appunto di Tiziana Grande, ma non obbligatori, l'ARPA e la lingua tedesca. Dal Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo appunto stato discusso per l'amministrazione dell'anno 16 a firma di Marcello Pirrino, che all'epoca era rettore onorario del Real Collegio di Musica, in cui abbiamo il prospetto con le spese di quelle che erano, diciamo, grosso modo le materie principali naturalmente da insegnare, a parte gli stipendi per la direttrice e le prefette. Quello che ci interessa, materie di lettere, abbiamo appunto il maestro di calligrafia, il maestro di lingua francese, il maestro di lingua italiana naturalmente, i maestri di musica e ballo, che naturalmente restano discipline fondamentali, Paolino Cimarosa, maestro di cembalo, Giuseppe Punzi, maestro di cembalo, Pasquale Albertini, maestro del ballo. Interessante vedere che poi il portinaio riceve ducati di 36 esattamente quanto il medico ordinario, che viene pagato con la stessa cifra. E poi ancora tra le spese varie e straordinarie interessante anche la previsione di accademie da tenersi in diverse volte, quindi come al solito si ribadisce l'importanza del momento esecutivo come, diciamo, completamento ma anche diciamo, complemento dell'educazione stessa. Sempre nello stesso fascio si ritrova un metodo di canto. Per quanto riguarda gli istituti pubblici è più facile riuscire a capire quali fossero i tragitti, diciamo così, didattici. Osservazioni di canto c'è l'indice praticamente, la misura del fiato, la posizione di quelle che sono le vocali, consonanti, un po' tutto. Proprio perché in realtà lo si ritrova nel fascio perché diciamo, l'editore suggerisce appunto, dato il particolare apprezzamento ricevuto da Nicola Zingarelli, direttore del collegio, si pensa appunto di farlo adottare all'interno del collegio stesso. La formazione musicale privata, il maestro di musica, l'anno 1817 diciamo, non è contemplato nell'indice premiale del diario, ma in realtà lo ritroviamo perché entra in casa Capice Minutolo una figura fondamentale che è il maestro Balducci. In quest'anno la nostra famiglia si accrebbe di un caro e dolce individuo, quest'amico che i miei genitori amarono qual figlio e noi qual fratello. La cosa interessante e sorprendente è che lui entra in famiglia come veramente un fratello di adozione e rimarrà vicino alle ragazze una volta morti i genitori, si recherà a Malaga per amministrare i beni di famiglia e in maniera, a mio avviso, veramente emblematica, muore nella stessa stanza dove era morta 6 anni prima Matilde, la madre Matilde appunto sempre durante uno dei viaggi per l'amministrazione dei propri beni.
Era jesino, nato ad Ancona, e quindi praticamente aveva compiuto i primi studi musicali. Si era dovuta allontanare di corsa dalla città di Jesi perché aveva sfidato in duello il nipote del governatore pontificio, che già lo aveva in odio per motivi, diciamo, di affetto e ammirazione per Vienna, che appunto ammirava Balducci ma non ammirava lui, e quindi praticamente fu, diciamo così, costretto a fuggire con l'accusa appunto di omicida. Prima di compiere il suo 16° anno Balducci era appunto sì perito nella musica, che poté mettersi alla testa di una colta filarmonica e organizzare un teatro di dilettanti. Queste appunto sono, diciamo, le pagine centrali del diario che parlano di Balducci. Rapidamente, produzione del compositore, vive a Napoli, alla protezione di Matilde e Raimondo appunto Capace Minutolo, ferita alla testa, fugge, eccetera, è una roba avventurosissima. E quindi è interessante soprattutto il fatto che appunto avesse organizzato lui, poi alla fine sulla base di quello che era stato la sua esperienza naturalmente nella sua terra, organizza anche lì un gruppo praticamente di esecutori, ma tutto al femminile. I miei genitori, che molto amavano la musica, si affrettarono di attirarlo in casa loro per godere dei suoi talenti, e quindi praticamente, sempre tagliando corto perché non ce la facciamo con i tempi, ovviamente lui sicuramente, così come ci scrive appunto Clotilde, diviene il più ricercato maestro della musica e ha tutta la più alta società tra i suoi discepoli. Infatti non soltanto le ragazze, ma avremo anche diversi ragazzi che ritroviamo praticamente nelle voci maschili. Il vespro è per tenori e bassi, e quindi sicuramente deve essere stato comunque probabilmente anche affidato a quelli che erano, diciamo, stati i ragazzi di scuola, diciamo, di Balducci. Ogni domenica mattina si esegue la scelta musica classica, i salvi di Marcello, delle messe di Haydn, Mozart, Beethoven e via discorrendo. Di tempo in tempo si invitavano degli artisti a assistere a qualcuna delle più classiche accademie. Lo Zingarelli ne rimase così soddisfatto che volle comporre per questa filarmonica uno Stabat Mater e un'antifona. Sicuramente diciamo, poi ognuna delle tre ragazze aveva un ruolo. La più brava era Adelaide nel canto, mentre appunto Paolina e Clotilde compositrice soprattutto, e l'altra appunto più o meno si organizzava la meglio. Oltre a molti cori, ad una vasta collezione di musica lirica e sacra, Balducci scrisse varie opere di stile nuovo, e ce lo ribadisce stesso lei, perché sono per sole voci bianche con accompagnamento di pianoforte. Queste sono tutte di grande effetto e furono appositamente composte per il teatro di casa, quindi il teatrino della Sonora, di cui in Archivio di Stato ci sono moltissime richieste proprio per l'approvazione di poter eseguire queste opere in casa. Boabdil di Granata, I Gelosi, Noce di Benevento, Conte di Marsico. Vado velocissimo, qui abbiamo l'edizione Ricordi del Conte di Marsico per 2 pianoforti. Nei figurini conserviamo praticamente io credo a questo punto una riproduzione del costume utilizzato dalla rappresentazione domestica, perché praticamente il figurino per il personaggio che interpretava Paolina Capace di Minutolo viene appunto diciamo così segnato specificamente appunto a lei, ovviamente il ruolo a travestì. E qui abbiamo le partiture fondamentali con i libretti, per lo più manoscritti, che si conservano sempre al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Le partiture con proprio l'indicazione che naturalmente dovevano essere loro interpreti, e soprattutto che gli avevano dato particolare soddisfazione nell'esecuzione. Gelosi, vado velocissima, il Moro Muhammad, il Noce Benevento, lo Scherzo, operina in un atto di Giuseppe Campagna, che fu eseguito per l'onomastico della signora Marchesa della Sonora. E poi La morte del padre, la morte di Raimondo, che chiaramente provoca un dolore immenso, e la madre e Balducci pensano bene di rilanciare diciamo, il loro ingresso in società, soprattutto facendo appunto optando per un corso di musica scientifica. Nel dicembre istituiscono l'Accademia Musicale a casa nostra. Queste si arricchirono di serate musicali, opere, e poi naturalmente la loro casa diviene tra le più elette. Come vi dicevo prima, in effetti, se in ambito pubblico dei metodi a stampa per lo più sono, diciamo, riconoscibili e quindi tracciabili, i metodi di studio nelle soluzioni private ovviamente sono più complessi. E ancora più importante quindi è proprio la presenza di questo specifico metodo di canto scritto proprio da Balducci per Clotilde Capace di Minutolo, che assume, diciamo, il ruolo di testimone esemplare.
Il volume, 74 carte, per lo più vuote in coda, come se dovesse ancora somministrare altri esercizi che probabilmente poi non è riuscito, ovviamente morendo prematuramente, è riuscito più a somministrare. Comprende 9 solfeggi per voce di soprano con accompagnamento di pianoforte, 4 esercizi e 12 bassi per voce di tenore. Allora, interessantissimo proprio per l'aggancio al vespro sono la gamma delle scelte metrico-ritmiche, si va da 4 quarti, 2 quarti, 3 quarti, eccetera, eccetera, figurazioni terzinate, quintine di biscrome, l'attenzione per la varietà delle tonalità e degli andamenti, un po' di tutto, la cura dei segni, degli accenti e delle forchette dinamiche, unite a rombo sui valori più larghi, come a ribadire l'intensità di sfumatura nelle messe di voce e la continuità dei fiati. Questo lo ritroveremo nel Dixit Dominus in maniera chiarissima, le costanti indicazioni espressive, con grazia sempre legato e con molta dolcezza, legato con molta dolcezza, e parliamo di solfeggi, leggero, la tecnica di scale e arpeggi sul cambio tonale, gli esercizi sul legato, sul sottovoce impicchettato legato, sulle velocità delle note, in tecnica alternata per la preparazione dei trilli. Qui abbiamo appunto l'esempio della forchetta che crea proprio questa sorta di intensità progressiva, una messa di voce con naturalmente un cuore più naturalmente accentuato per poi di nuovo sfumare. E poi ovviamente il disegno, la figurazione terzinata e le indicazioni naturalmente espressive. Musica didattica e deviazione, il catalogo dell'alunna e compositrice Clotilde parla chiaro, soprattutto musica sacra. Abbiamo visto che comunque l'obiettivo sacro era tra sicuramente le finalità principali del discorso educativo. 7 salmi penitenziali, Te Deum, Vespro della Vergine. È interessante nella stessa raccolta trovare, nello stesso volume, nella raccolta di pagine sacre, l'inno del Sole Ave Mare Stella, datato 1850, il che ci aiuterebbe a datare il Vespro che è al momento non datato. Il libero ad eseguirsi la messa funebre, eccetera, eccetera. E ancora un'altra pagina molto interessante, con una messa per voce di tenore, che lega a fil doppio il discorso compositivo col discorso didattico, perché fu composto proprio da Clotilde per un allievo a cui aveva iniziato a dar lezione a partire dal giorno 29, come segnala il 29 giugno del 55, come segnerà nel diario. Praticamente Strato Caputo era il custode del loro giardino, quindi persona umilissima, il giardino di Posillipo, la casa che erediteranno e per cui costruiranno questa chiesa di Santa Maria, sempre legata al culto della Vergine appunto di Bellavista, e figlio di un carrettiere che trasportava concime praticamente tra Posillipo e la città. Quindi, come vi dicevo, ulteriore segnale di devozione è la fondazione di Santa Maria di Bellavista nel villino di campagna, loro Posillipo la chiamano come campagna, che viene praticamente donata nel 1934 dalla famiglia Craven e poi in realtà passa di loro proprietà nel 1951, quindi il Vespro si collocherebbe proprio al limite del passaggio, quindi quando in effetti erano ancora in zona Chiaia, e di qui il forte legame soprattutto con la chiesa di San Rocco e con tutte le famiglie. Il volume miscellaneo, il frontespizio del Vespro della Vergine, partitura autografa, preludio, organo. Calcolate che anche nella scheda internet c'è soltanto l'organico tenore e basso, in realtà sono 2. Ok, sono fondamentalmente invece dei cori, per quanto piccoli, ma comunque cori, l'articolazione e quella stessa, diciamo, attenzione per l'estrema varietà ad ogni articolazione versale che ritroviamo nel metodo di canto, in realtà. Quindi estrema varietà delle risorse musicali ad ogni articolazione versale che ritroviamo nel metodo di canto del Balducci. E ancora, e con il Gloria Patri che praticamente come ritornello chiude ogni sezione. La chiesa di San Rocco a Chiaia, che praticamente si ritrova, vi faccio vedere appunto la situazione, ecco qua, la pianta carafa, la ritroviamo praticamente accanto al palazzo dei principi Pignatelli Strongoli, con cui si unirà praticamente la figlia di Paolina. E soprattutto un piccolo passaggio, quasi finito, quindi insomma ci tenevo appunto a citarlo, che sicuramente appunto fa capire quanto il legame fosse forte della famiglia anche prima della nascita della stessa Clotilde con il rione Chiaia. 1806 era il mese di luglio e il caldo eccessivo e la vita solitaria e lontana al brillante rumorio del mondo di mia madre fece venire un pensiero ad Antonio Capice Minutolo, suo cognato, di proporle una passeggiata nel golfo in barca, e le parole in corsivo sono state cancellate. Una modesta scena del tanto celebre trattore a Mergellina era forse il cosiddetto Pietro Porcheria.
Il golfo era splendente, dopo una lunga passeggiata si sbarcò sulla riva. Poca attenzione si fece allo squallore dipinto da ogni viso, ma giunti alla trattoria videro gran confusione e alcuna apparenza di cena. Cosicché Antonio, carattere pessimo, poco o nulla padrone degli impeti del suo vivace carattere, mostrò la sua impazienza e chiese con sdegno la sua già ordinata cena. Che cena e cena, miracolo che siamo ancora vivi, Sant'Anna benedetta ci ha salvati. Ma che non avete sentito il tremoto orrendo che ha fatto crollare mezza Napoli? A questo inaspettato annunzio non si pensò più alla cena e senza poi por tempo in mezzo si riprese frettolosi la via di Chiaia, dove erano rimaste le 2 bambine, Paolina e Adelaide. Quindi praticamente loro corrono verso casa, che è effettivamente lo scenario di base di tutta la loro educazione musicale. Altra cosa, in coda di diario lei dirà come la caduta di Francesco II in realtà sicuramente è dovuta al discorso della sua educazione, e ancora apprezza dell'insediatosi Vittorio Emanuele proprio questa attenzione per la messa, che diventa, diciamo così, un po' un motivo di buon sperare di quello che sarà appunto il suo discorso educativo. Chiudo con il passaggio praticamente del testimone del modello di formazione, l'eredità di un modello appunto che viene raccolto dalla figlia della marchesa della Sonora, Paolina Capace Minutolo, nipote di Clotilde, Adelaide, la ritroviamo come Adelina nel diario, del Balzo Pignatelli. Principessa si è unita, abbiamo detto, ai Pignatelli di Strongoli, avendo sposato Francesco Pignatelli, che tra l'altro in qualità di governatore del conservatorio ripristina la denominazione di conservatorio nel 1889 in luogo del Real Collegio, dama di corte di Margherita di Savoia e prima governatrice del Suor Orsola Benincasa, che guida quindi la trasformazione a fine Ottocento del monastero in moderno istituto laico di cultura. Grazie. Paola, grazie per questo affresco che poi sembra sintetizzare una storia secolare, portandoci anche vicino ai giorni nostri con questo discorso della formazione di un'educazione al femminile, con le prerogative anche, le peculiarità della formazione femminile di stampo aristocratico, che definisce per l'Ottocento anche un percorso alternativo che, se vogliamo, insomma, è durato molto tempo, perché l'equiparazione dell'educazione dei rampolli e delle giovanette è storia recente del nostro sistema scolastico. Certe volte proviamo a non farci caso alle cose, ma queste specializzazioni così nette, questi percorsi così divaricati hanno avuto appunto una loro origine, ma si sono mantenuti anche di fronte al crollo di quelle istituzioni che le avevano sorrette. È anche interessante anche il caso di queste persone che sfruttano ogni possibilità di miglioramento, di approfondimento delle loro prerogative educative e aristocratiche, con questo sguardo che tu hai giustamente sottolineato al valore della madre di famiglia, della donna di società, che poi ha tanti richiami anche di marca letteraria, non solo a Napoli, in tutto il XIX secolo. Facciamo come prima, rimandiamo un momento di discussione che ci sarà al termine delle prime relazioni, e ti ringraziamo ancora a questo punto, e credo che sia il turno di Maurizio Rea. Ti mettiamo la mascherina. Altra figura poliedrica, Maurizio Rea, che si divide equamente fra l'impegno di giovane studioso, lo posso dire perché sono sicuramente più anziano, e di musicista militante, organista della Chiesa del Carmine Maggiore, e da tempo appunto impegnato in ricerche archivistiche di storia della musica a Napoli e sulla formazione musicale, che sono poi a questo punto anche sentite particolarmente in questa tua duplice dimensione di musicista e di ricercatore. La relazione di Maurizio Rea ha come tema la formazione musicale dei figlioli di Santa Maria di Loreto dentro e fuori le mura del conservatorio, viaggio tra carte d'archivio e carte di musica, rappresentazioni teatrali e sacre celebrazioni. Prego. Grazie a tutti per l'invito che mi è stato rivolto a parlare qui questa sera, grazie a Francesco per le belle parole che sempre mi riserva. Sono ormai 15 anni che io mi dedico allo studio del Conservatorio di Santa Maria di Loreto.
Questo perché c'è un forte legame affettivo con quel posto. Io sono nato e cresciuto proprio nel luogo in cui sorgeva il conservatorio. Oggi il conservatorio non esiste più e proprio per iniziare a capire l'importanza di questo luogo ho voluto prendere la mappa di Giovanni Carafa, quella del Luca di Noia famosa, che ci rende bene l'immagine della posizione in cui si trovava il conservatorio. Possiamo vedere il quadratino rosso, è esattamente all'esterno della porta della città, lì c'è la porta del Carmine, il castello del Carmine, le due torri che sono ancora presenti, il campanile del Carmine, possiamo vedere. E questo legame territoriale da sempre mi ha spinto a studiare, a interessarmi a questo conservatorio. Io devo a questo punto fare un piccolo elogio perché presso il Conservatorio di Napoli è custodito l'archivio dell'antico conservatorio di Santa Maria di Loreto, unitamente a quello della Pietà dei Turchini e di Sant'Onofrio. L'altro conservatorio, quello dei Poveri di Gesù Cristo, si trova all'archivio diocesano perché nel corso del tempo ha cambiato destinazione di utilizzo e quindi quelle carte sono finite all'archivio diocesano. Ma in modo particolare io devo dire che questo mio intervento di questa sera è solo uno spunto per tanti studiosi che potranno avvicinarsi allo studio dei conservatori in maniera seria. Non ho l'ambizione di essere esaustivo né di mettere il punto finale su quelli che possono essere gli studi sul Loreto, ma c'è necessità oggi più che mai di restituire veridicità a quello che è lo studio proprio dei conservatori. E quindi iniziamo subito con un documento che ho preso dall'Archivio Apostolico Vaticano, dall'Elemosineria Apostolica, in cui iniziamo a capire l'importanza di questo luogo già nel 1538. Vi leggo quello che c'è scritto. I reverendi deputati della fabbrica di San Pietro di Roma, considerando che tra le altre opere della misericordia è erudire gli ignoranti, raccogliere gli dispersi, allevarli, nutrirli e morigerarli, tanto in quello concerne la salute delle anime, come in sustentazione del corpo e in lo essere il sopravvivere del mondo. Et avendo avuta plena notizia di questa opera di misericordia, che si fa nella città di Napoli, in un venerabile e religioso ospitale degli poveri orfanelli di Santa Maria di Loreto, fuori le porte della città di Napoli, et con grandissima sollecitudine per i molti reverenti ed eccellenti protettori e i magnifici mastri di detto ospitale, per lo passato si è fatto, quindi siamo nel 1538 e qui dicono per il passato si è fatto, e al presente si continua, et a ciò che con più fervore di animo si possa in tal pia opera perseverare, si contentano a requisizione del molto reverendo ed eccellente signor Don Pedro de Castiglia, stiamo parlando di Don Pedro di Toledo, il viceré di Napoli, perché dovete sapere che il Conservatorio di Loreto è stato il più antico dei conservatori fondati e particolarmente era sotto la protezione del viceré stesso e così è durato per tutti i secoli in cui è vissuta questa istituzione. Cosa succedeva? Nasce come opera di assistenza ai fanciulli abbandonati sostanzialmente e qui abbiamo un contratto del 1548 in cui scopriamo che i figlioli non venivano già a quel tempo educati alla musica ma in tutte le arti manuali. Nel caso specifico vediamo questo contratto di questo tal fanciullo che si chiamava Alfonso, a cui veniva associato il nome di Santa Maria. Quindi i figlioli di Loreto per un certo periodo, almeno fino all'inizio del Seicento, avevano questo soprannome aggiunto, quindi Alfonso di Santa Maria. E il contratto qua, nella specifica nella parte dettagliata, dice di servire il conservatorio e apprendere l'arte di setaiolo. È importante questo perché ci fa capire anche il metodo in cui la formazione si è sviluppata nella città di Napoli, non solo quindi l'assistenza per le necessità di fanciulli, ma anche la possibilità di garantirgli un futuro. Ma vediamo subito che già nel 1588 abbiamo un documento molto interessante da quelli che sono i documenti conservati presso l'archivio del Conservatorio di Loreto e dice: Francesco Roccia,
organisto che suona l'organo in questa santa casa in tutti i sabati, domeniche e feste dell'anno, e tanto impara di suonare detto organo ogni dì 5 figlioli orfanelli di detta santa casa. Per brevità di tempo io ho dovuto fare una cernita dei documenti esistenti, ma c'è da dire che oltre all'insegnamento dell'organo c'era anche l'insegnamento del contrappunto, quindi pensate che questi fanciulli erano avviati già nel 1588 a una formazione musicale vera e propria, e proprio in questo periodo nascono quelle che vengono definite le piazze di musica. Le piazze di musica cosa sono? Quei posti che venivano, tra virgolette, acquistati dal conservatorio in cui andare a eseguire i servizi musicali. Si capì presto che questo tipo di indotto economico avrebbe potuto portare dei benefici all'istituzione, e infatti i conservatori acquistavano le piazze, e quindi scopriamo che Loreto aveva tantissime piazze nella città di Napoli. L'Annunziata, ad esempio, la più importante, c'era diverse chiese su tutto il territorio cittadino. C'è da dire una cosa, che nel 1656, durante la famosissima peste, molti documenti del conservatorio sono andati dispersi, e quindi c'è una specie di buco temporale in quelli che sono i documenti relativi a quegli anni. E andando avanti, io ho preso di esempio questo pagamento che dice: Chiesa di San Giovanni in Corte, che evidentemente era una piazza di Loreto, deve ducati 14 per il resto dell'annata finita a settembre 1640, danno i ducati 60, ne paga per la musica, ne fanno i figlioli in detta casa, delle quali se ne paghino anni ducati 10 a Francesco d'Abruzzo, il quale similmente canta con detti figlioli ed è stato origine di far avere detta musica a detta santa casa. Ecco, scopriamo un altro dettaglio interessante, perché questo Francesco d'Abruzzo in realtà era un figliolo che abitava nel conservatorio, e per sua intercessione o per suo interessamento riuscì a far avere questa piazza di musica al conservatorio, e il conservatorio garantiva anche un aiuto economico a questo fanciullo che aveva provocato questa piazza di musica. Ma le attività musicali non sono strettamente religiose, o meglio, per la prima parte del Seicento, quindi diciamo fino al periodo della peste, erano esclusivamente religiose, ma poi si è aperto a nuovi modi di intendere le esecuzioni musicali. Qui abbiamo 2 documenti tratti dal giornale di Introito ed Esito, in cui scopriamo, in quello di sinistra, Antonio Sarubbe, esattore, al banco, pagabile al nostro conservatorio essere per le fatiche fatte dai nostri figlioli del conservatorio, tanto di aver cantato quanto in aver ballato negli posti di San Giovanni a Mare, Piazza Larga e Porto, nelle prossime passate festività del glorioso San Giovanni, per servizio della fedelissima Piazza del Popolo. Quindi abbiamo un nuovo dato aggiunto, quindi questi figlioli non è che suonavano e cantavano soltanto, ma addirittura ballavano. Come fossero organizzati i loro spettacoli, chiamiamoli così, non siamo ancora in grado di poterlo dire, ma verosimilmente c'era anche uno studio specifico all'interno del conservatorio in cui venivano appresi passi di danza. Mentre nel documento sulla destra vediamo pagabile al monastero di Santa Patrizia di questa città e per esso al nostro conservatorio, disse a compimento di ducati 8, attesi da altri carlini, la ricevuti di contanti per la musica fatta nelle processioni della gloriosa Santa Patrizia, nel portare e ritornare la statua di detta gloriosa Santa dalla cappella del tesoro alla chiesa di detto monastero, con 8 figlioli vestiti d'angeli, avanti dette statue. Quindi vedete come la spettacolarizzazione anche dell'evento religioso contribuisce a produrre quantità economica interessante, perché il conservatorio iniziò a diventare una vera fabbrica, un'industria in cui si producevano servizi musicali che venivano retribuiti da chi li commetteva. E ancora andiamo avanti, forse.
Credo si sia bloccato. Ecco. Allora, questo è sempre dal giornale di Introito ed Esito, un pagamento fatto a Francesco Provenzale. Ne ho scelto uno a caso, perché ce ne sono veramente talmente tanti. Allora disse: sono per la sua provvisione di mesi 4, da luglio a ottobre, prossimo passato 1672, a ducati 12 il mese, e se ritengono ducati 3 gli medesimi che ha ricevuti dal monastero di Santa Chiara per la paranza fatta da nostri figlioli in detta chiesa, e ducati 4.2.10 per le seghe fatte al figlio di esso maestro di cappella. Qui ci sono due notizie interessanti. Allora, la prima è che il maestro di cappella del conservatorio, quello che si occupava dell'educazione principale dei figlioli, era anche lo stesso che accompagnava i figlioli nelle paranze. Molti hanno ipotizzato che le paranze fossero dei fenomeni automatici dei figlioli, che non prevedevano l'intervento del maestro di cappella. Invece questo documento ci dice proprio il contrario, che il maestro di cappella era il primo a partecipare. L'altra notizia interessante è che paga dei soldi per le esequie del figlio di Francesco Provenzale, sì. Perché dai registri di Loreto si apprende che questo figlio di Provenzale è morto in una situazione un po' strana all'interno del conservatorio. I documenti non sono proprio chiarissimi, ma si capisce che c'è stato un episodio un po' infelice all'interno del conservatorio e che ha previsto poi la sepoltura del figlio di Francesco Provenzale proprio all'interno della chiesa del conservatorio. Andando avanti troviamo quest'altro documento ed entriamo in quello che io credo sia l'aspetto più interessante poi dello studio sui documenti antichi, perché scopriamo una serie di attività che venivano regolarmente eseguite dai governatori ma anche dai figlioli del conservatorio e che ci dicono questo. Nello specifico, settembre 1669, ducati 101.4.15 spesi nel mese di agosto, cioè ducati 27 per le letture, ducati 11 allo scrittore per gli scritti fatti, ducati 3 agli schiavi che hanno suonato, ducati 3 per allogo della tenna, l'allogo sarebbe l'affitto, ducati 2 per poner la tenna, ducati 2,5 per una resima di carta reale, ducati 2 grana 10 per allogo dei vestiti per l'opera, ducati 2,5 agli alibardieri, altre spese, un ducato e mezzo per copiare l'opera in musica, ancora altre spese, ducati 4 alle mastri d'ascia che hanno assistito dietro la scena, ducati 10,5 per la solita regalia dell'illustrissimo signor Presidente, ducati 3 per riportare gli scanni all'annunziata, ducati 3 a Domenico Rea, figliolo per sussidio, per andarsi ad ordinare, mi piaceva perché porta il mio nome ed è l'unico peraltro figliolo che porta il mio cognome in 300 anni di storia, e ducati 1,5 per ricomprare il violino di Nicola Ferrara, ducati 4,5 per la sorbetta nel giorno dell'opera. Allora scopriamo che c'era una rappresentazione teatrale fissa che avveniva ogni anno all'interno del conservatorio, quando l'ultima domenica di ottobre, nel giorno in cui si festeggiava la Madonna di Loreto, perché la festa propria della Madonna di Loreto, sebbene sia a dicembre, loro la festeggiavano l'ultima domenica di agosto. E ancora un altro documento interessantissimo che sempre ci parla di rappresentazione teatrale vero e proprio, e questa volta abbiamo anche dei dati su cosa veniva eseguito. 5 ottobre 1670, ducati 88 e grana 5 spesi nel mese di settembre, cioè ducati 10 a Orazio Fermo per aver concertato i figlioli per l'opera di Santa Rosalia. L'opera di Santa Rosalia dovrebbe essere La colomba ferita di Francesco Provenzale. Ducati 10 regalati agli figlioli per detta opera, ducati 5 per allogo dei vestiti, ducati 3 alle guardie che hanno tenuto le porte, ducati 9 agli todeschi per detta causa, ducati 3 al mastro d'ascia che hanno assistito sulla scena, ducati 3 per 3 para di stivaletti d'argenti, sagarelle e lazzi per i vestiti, ducati 2,5 per portatura degli scanni, ducati 2 a Circotto e a Ricchezza per copiare l'opera.
Ciccotto non siamo riusciti a sapere chi fosse, ricchezza siamo certi che sia Donato Ricchezza. Per copiare l'opera, Dogati 1 per portare e riportare lo spinetto, Dogati 40 Geronimo Vollaro per la scena e apparato di nostra chiesa nel dì della festa. Quindi vedete quanta ricchezza di materiale ci danno questi registri, perché ci fanno conoscere realmente l'attività proprio formativa di questi figlioli. In realtà loro avevano la responsabilità di creare degli spettacoli veri e propri all'interno del cortile del conservatorio. E c'è un altro episodio sempre legato a rappresentazioni teatrali. Ducati 24.10 si fan buoni ad Antonio Sarrubbo, esattore, spesi nel mese di dicembre 1673, cioè 14.4 per l'acque conci e sorbette fatte per l'eccellentissimo signor Marchese d'Astorga, viceré, nel giorno che ha sentito l'opera di Santa Teresa. E anche qui l'opera di Santa Teresa, altro non è se non la Felice d'Avila, sempre di Francesco Provenzale. E qui scopriamo un episodio interessantissimo. In pratica il viceré partecipava e assisteva sempre a tutte le rappresentazioni che venivano fatte all'interno del conservatorio, proprio perché lui era il protettore del conservatorio, colui che aveva la responsabilità su tutta la gestione. E ancora c'è quest'altro documento che interessante, sì, eccolo qui, dove possiamo notare tantissime spese fatte, ma in particolare si segnala ancora l'opera di Santa Rosalia eseguita ad Aversa. Pensate che quest'opera di Santa Rosalia insieme a Santa Teresa, quindi le due grandi opere di Provenzale, all'interno dei volumi del conservatorio, scavando tra i documenti meno probabili, risultano eseguite veramente tantissime volte in un arco temporale molto, molto grande. Quindi dal 1670 fino al 1675 c'era una ripetizione continua di queste due opere, e questo ancora ci dà sempre più conferma di come questi figlioli dovevano essere educati proprio a gestire, a cavalcare proprio le scene, proprio come intrattenimento, ma anche come modo di essere formati all'interno dell'istituzione. E più sotto, nell'altro quadratino, non si legge tanto bene, ma una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, dice un'altra opera in musica del maestro Provenzale eseguita in Crapara, sarebbe l'isola di Capri, perché quindi pensate che oltre al territorio cittadino questi si spostavano con tutto l'armamentario di scene, apparati, musicisti, strumenti e di tutto fino all'isola di Capri, quindi immaginate come doveva essere difficile quando non c'erano i traghetti per raggiungere l'isola. Andiamo avanti. Ecco qui. Questo è un documento tratto dal registro di conclusioni dei governatori e l'ho trovato interessante perché ci dice dal punto di vista dei governatori quello che succedeva all'interno del conservatorio. Congregati i governatori bla bla bla, si è trattato come dovendosi invigilare con ogni diligenza l'aumento e profitto dei figlioli che si nutriscono in detta Santa Casa, a ciò possono avanzare giornalmente, così nella bontà dei costumi, e questo ci dice che loro facevano anche lezioni di Galateo, in definitiva, come nello studio della virtù, e perché si è veduto che col mandare i detti figlioli a fare ed esercitarsi nelle commedie, intermezzi, rappresentazioni ed altre cose simili, sia succeduto il peggioramento di detti così nei buoni costumi come nell'avanzo dello studio con grandissimo discapito e danno così di essi come di detta Santa Casa. Quindi i governatori a un certo punto iniziarono a preoccuparsi di questo fenomeno che sebbene portava indotto economico, dall'altro lato faceva in modo tale che questi figlioli erano un po' più trasandati, perché si preoccupavano di fare lo spettacolino ma niente di più. E a ciò i detti figlioli possono continuamente attendere ad avanzarsi ai loro quotidiani esercizi con vero profitto. Con la presente anche si stabilisce e conclude che degli due messi di cappella che assistono in detta Santa Casa ad imparare detti figlioli, uno di essa debba dargli la mattina la dovuta lezione e l'altro lo abbia a fare il giorno. Questo ci introduce un altro documento in cui si parla di cosa succede realmente agli studenti che studiano musica in conservatorio.
Sì, intanto vi leggo la conclusione. Dice 21 gennaio 1703. I governatori hanno appuntato che da oggi avanti il magnifico Gaetano Veneziano, maestro di cappella, faccia un giorno la metà delle cartelle del contrappunto e nel seguente l'altra metà, e così si continui, e di più, che un giorno dia lezione di cantare e nell'altro di suonare, e nel giorno del venerdì dia solamente lezione di cantare alle figlioli principianti, con che il detto magnifico veneziano per l'avvenire porti e presenti in sessioni l'opere che è tenuto secondo la conclusione. Questo ci dà un quadro generale di quello che è lo studio all'interno del conservatorio, in cui si può vedere come vengono alternati i giorni di studio. Ecco qua. Quindi da quel documento abbiamo potuto ricavare quelli che erano gli studi musicali veri e propri. Considerate che oltre a questo c'era lo studio della grammatica, della matematica, dell'italiano, della filosofia, e quindi vediamo come venivano alternati i giorni di lezione. Questa ciclicità di studio dura dal 1670 circa fino alla seconda metà del Settecento. E qui guardiamo un nuovo documento. Ha deciso di fare un po'. Ok. Allora, questa è una conclusione del 5 dicembre 1731. L'ho divisa in due parti in modo che fosse un po' più grande e leggibile. Congregati i signori del conservatorio per diversi affari, avendo inteso il padre lettore che occorrendo doversi fare qualche musica di impegno, rappresentare qualche opera, oratorio, intermezzo, serenato o altra, da che possa risultare onere al conservatorio eseguendosi bene oppure di scapito, non riuscendo a soddisfazione, pretendendo i figlioli di esso conservatori addetti al primo coro per ragioni di anzianità, che spetti a loro dare tal musica. Dunque, che cosa succede? I governatori si pongono il problema su chi attribuire alla gestione delle prime parti. In realtà cosa succedeva? Che i figlioli stessi tra di loro litigavano per chi dovesse avere il posto migliore, quello più in risalto, e quindi i governatori, per mettere fine a questa battaglia dei figlioli, decisero di fare questa conclusione in cui veniva ordinato che non fossero i ragazzi stessi a decidere, ma fossero gli stessi governatori. Andiamo al 1753 e troviamo spese fatte per l'opera di intermezzi con ordine del signor Marchese delegato e signori governatori. Ducati 6 a Don Filippo d'Orlando, spesi per il teatro, ducati 10 per affitto di vestiti, per lumi, per il ciuccio di cartapesta, per un mandolino al figliolo Giuliano, per regalo agli figlioli. Anche qui vediamo che l'attenzione ai figlioli era molto richiesta perché venivano sempre retribuiti con una piccola somma, e questo fa capire cosa? Che in realtà la formazione non era solo legata all'apprendimento, ma anche a un garantire un futuro musicale. E ancora, un altro e ultimo documento che ho trovato interessante di condividere è questo qua, luglio 1783, Ducati 50, con polizza della deputazione del Real Passeggio di Chiaia, disse per ricognizione spettata a figlioli del nostro conservatorio per le fatiche fatte in aver suonato alternativamente coi figlioli dei conservatori di Santa Maria della Pietà dei Turchini e di Sant'Onofrio nel Real Passeggio di Chiaia nei 2 mesi d'estate del prossimo passato anno 1782. Ecco che come la partecipazione agli eventi mondani anche della società napoletana era scandita anche dalla presenza dei figlioli che partecipavano alla rappresentazione. In questa ultima slide possiamo vedere alcune delle opere realizzate per utilizzo all'interno del conservatorio, ma sono solo alcune perché ne ho trovate molte e ho preso quelle che ritenevo fossero più importanti da rappresentare. Chiudo questo mio intervento con una citazione di Metastasio tratta dall'eroe cinese, l'opera scritta da Bonno, Giuseppe Bonno. Perché questa opera? Semplicemente perché lo stesso libretto è stato riproposto da Hasse, Davide Perez, Antonio Sacchini, Giovanni
Francesco Di Maio, e sono tutti figlioli che sono usciti da Loreto. Quindi mi piace pensare che ci fosse questo stretto legame anche tra Metastasio, quindi la cultura della letteratura, con la cultura musicale, che camminava a braccetto. E quella che vediamo lì è l'immagine di un frontale di un libro maggiore in cui è raffigurata la Madonna di Loreto sulla Santa Casa. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Maurizio per questo ingresso proprio nella questione della formazione all'interno di un conservatorio tra l'altro prestigioso. L'interesse tuo nasce anche da considerazioni di carattere biografico da cui sei partito, mi permetto di osservare anche il fatto che è bello certe volte secondo me non soltanto tenere in viva delle testimonianze ma anche diciamo tenere in viva la conoscenza di una toponomastica napoletana che si va perdendo. Vai a indicare oggi dove è il borgo di Loreto, per esempio, e vedrai parecchi napoletani spaesati, insomma. Mi è capitato di recente durante il corso di dover spiegare dove sia Villanova, insomma, che era un toponimo molto diffuso un tempo, ma oggi veramente credo che non dica niente a nessuno, purtroppo. Ma lo dico semplicemente perché le memorie dei luoghi e dei nomi dei luoghi sono strettamente intrecciate alle memorie delle cose, dei fatti, delle vicende. E altro aspetto estremamente interessante è quanto fosse complessa questa formazione musicale che poi si impone nella storia di questi istituti e soprattutto l'attenzione, vorrei dire, che emerge da questi documenti alla dimensione performativa della musica, anche a livello formativo, che è una cosa che secondo me spesso e volentieri gli esecutori di questi repertori dimenticano abbondantemente, diciamo, con delle versioni estremamente rigide, paludate, laddove invece diciamo, il senso della scena è qualcosa di imprescindibile anche a livello formativo, anche nel momento in cui stai preparando diciamo, alla professione vera e propria giovani e meno giovani. Quindi questo è un altro dato molto interessante, ma credo che siano molteplici gli spunti di riflessione offerti da questi documenti, perché senza dimenticare per il particolare di fondo che insomma, il regolamento, il funzionamento di queste istituzioni è poi un elemento che ha un impatto fondamentale nella vita musicale della città intera, una forma mentis che si assorbe negli anni giovanili e che diventa poi il motivo conduttore anche di un'attività nell'età adulta. Quindi insomma io saluto con particolare interesse queste incursioni in questo materiale archivistico che non smette di sorprendere, a condizione che sia interrogato con le giuste domande. Quindi ti ringrazio, ma penso di interpretare veramente il sentimento di tutti gli ascoltatori. Mi permetto di aggiungere una cosa. In realtà sui conservatori a Napoli è stato detto un po' tutto, non male, ma mancante di notizie. Diciamo, le notizie ci sono, però sono legate alla notizia, ho trovato il pagamento, va bene, basta. Scoprire il pagamento legato a che cosa, per esempio, io trovo molto interessante scoprire quanto lavoro c'era dietro all'esecuzione anche di un'opera. Per esempio vediamo ancora la Santa Rosalia, la Santa Teresa, no? Che venivano rappresentate all'interno del conservatorio ancora prima di essere eseguite in altri posti. Una piazza importante di Loreto era l'Annunziata e praticamente lavoravano insieme. Prima si eseguiva a Loreto un'opera e esattamente una settimana dopo veniva eseguita all'Annunziata. Anche queste dinamiche sono interessanti da scoprire perché fanno capire che era una città musicalmente viva, assolutamente, non una città come la intendiamo oggi, dove sì c'è un concerto là, vabbè, resta lì. In realtà c'erano anche file di persone che seguivano le rappresentazioni e questa è una cosa molto bella. Ma guardi, io ti devo dire, aggiungo una cosa, scusate se mi prendo un paio di minuti. In una delle mie precedenti vite io ho avuto un lungo interesse, anche perché avevo per un certo periodo di tempo coltivato l'idea di laurearmi in quel settore, linguistica italiana. Sono stato allievo di Francesco Bruni, ho fatto 2 esami con lui, molto amico anche tra l'altro dell'attuale titolare uno degli attuali titolari di cattedra che è Nicola De Blasi, al quale faccio sempre una testa così, perché dico guarda che sarebbe interessante anche un'analisi linguistica di questi materiali, perché spesso e volentieri gli stadi del dialetto, delle forme di italiano che si parlavano a Napoli
vengono quasi sempre, diciamo, restituiti o indagati attraverso le fonti di natura letteraria, di natura giuridica, laddove invece molto spesso le causali di un pagamento diciamo, riflettono termini, ma senza filtri particolari. Sapessi quante volte ho detto bisognerebbe prendere tutto quello che è stato pubblicato degli archivi del Banco di Napoli e farne un'analisi in quest'ottica, perché lì effettivamente non c'è nessuna mediazione tra l'uso linguistico e la registrazione. Era legato a una lingua parlata. Mi colpiva per esempio il particolare che tu hai citato delle acque congi e sorbetti. E io l'ho trovato per esempio le acque congi in uno scenario dell'arte, per dirti, all'epoca fu tutto un problema di capire che cos'è la granita, questo, quell'altro ancora, però per dire l'immediatezza di certi usi linguistici che non sono assolutamente mediati da nessun tentativo di avvicinarli, edulcorarli ad un pubblico. Questo per dirti che secondo me molte volte bisognerebbe anche insistere sul fatto che chi fa ricerca di carattere storico-teatrale, storico-musicologico mette anche a disposizione materiali di particolare interesse anche per altri ambiti di studio, ed è difficile certe volte far capire che sono delle miniere, ti ripeto, dove devi semplicemente saper scegliere il reagente, le interrogazioni giuste. Provateci anche voi, perché veramente certe volte mi sento vox clamantis in deserto, ma insomma ci sarebbe veramente tanto da fare, insomma, per capire, anche per lo spaccato di restituzione di certi usi e costumi che insomma, giustamente si perdono perché poi non si... Un esempio divertente potrebbe essere, no? Tipo all'interno di qualche documento ci sta la spesa ricorrente per sparare i maschi, no? Che dice che è sparare i maschi, uno si domanda. In realtà ancora oggi nella terminologia pirotecnica è utilizzato questo termine. I maschi sono quei come si chiama? I mortali, no? Le palloncelle così chiamate, quelli là, i fuochi d'artificio. Allora uno trova sempre per sparare gli maschi e poi va a capire che sono i fuochi d'artificio. In realtà ci sono tante cose che sono strane a noi ma chiarissime per loro. Noi abbiamo trovato qui nei documenti un'altra indicazione interessante per gli schiavi che hanno suonato, ma erano schiavi realmente? No, in realtà erano personaggi che impersonavano gli schiavi e quindi per riconoscerli venivano chiamati schiavi. Ma tu pensi che sempre negli scenari dell'arte, per esempio, a un certo punto c'è uno scenario che furoreggia che è il discenso. Io che ho una certa età, insomma, mi ricordo che ancora era vivo quando ero bambino, quando ero adolescente, di chiamare le crisi epilettiche napoletane discensielle. L'avrai sentito pure tu, insomma. Ecco, però io direi oggi come oggi tu apri, fai leggere il discenso, nessuno capisce di che si tratta. E intanto sono, ecco, termini che hanno una loro origine e avevano addirittura proprio una connotazione teatrale estremamente forte, ma ti ripeto è uno dei possibili ambiti di applicazione, e io credo che da questo punto la ricerca teatrologica, la ricerca musicologica stanno veramente facendo tanto e non sempre con, diciamo, catturando la dovuta attenzione, secondo me, proprio per la bellezza e per il livello di interesse di questi materiali. Un po' quello che dicevo io prima, ci sono notizie, ma non sono studiate bene, ecco, diciamo questo. Molte volte, capito, anche senza soffermarsi sull'approfondimento, ma proprio prendere il livello lessicale, insomma, e accorgersi che veramente si apre un mondo. Si fotografa poi un momento della storia nazionale, nel senso settecentesco del termine. Grazie ancora, pure appunto, come vedi, per le occasioni di chiacchierata. Allora, concludiamo la serata a questo punto con la relazione di un'altra persona che non ha bisogno di presentazioni, Antonio Caroccia, che è docente di storia della musica al Conservatorio Santa Cecere di Roma, ma anche lui un'attiva militanza nel campo della ricerca. Mi verrebbe da pensare soltanto ai suoi studi dedicati a Florimo. Funziona tutto? Speriamo. No, perché ho visto che l'ultimo segmento della relazione ha avuto qualche problema. Assicurati che scorra il PowerPoint. Perché... Penso di sì.
Assicurati che scorra adesso. Adesso. O taci per sempre. Ecco. No. Ok, d'accordo. Allora, do la parola a questo punto ad Antonio Caroccia, che ci parlerà di scrivere di musica, formazione, regolamenti e pratiche quotidiane a San Pietro a Maiella nel XIX secolo. Grazie Francesco e grazie a Paolo Giovanni Maione, al Comitato Scientifico Paolo Besutti e Rosa Cafiero per l'invito. La formazione musicale nel meridione d'Italia è normata da una serie di regole giuridico-amministrative sancite da leggi e regolamenti. Diverse e molteplici le norme che nel corso del XIX secolo regoleranno gli stabilimenti napoletani. Singolari appaiono i contributi introdotti nell'Ottocento dalle macchine e apparati burocratici proprio del regno per il San Pietro a Maiella, fin dalla riforma voluta dal 1806 da Giuseppe Napoleone per il tramite del ministro Cape Celatro, in seguito all'inchiesta sugli antichi conservatori, perché decaduti dal loro antico splendore colpa la mala amministrazione e l'abbandono della disciplina e della morale. Ad inaugurare questa lunga serie di regole sarà il regolamento per il Real Conservatorio di Musica di San Sebastiano del 1809, un corposo disciplinare che prevede una serie di attività e di pratiche quotidiane per la formazione dei discenti fin dalla sveglia mattutina. Gli alunni, fattosi il segno della Santa Croce, incominceranno subito a vestirsi ed il prefetto intuonerà loro l'inno Iam Lucis. In mezz'ora gli allievi dovevano compiere la vestizione, soddisfare alle urgenze corporali, portarsi nella chiesa per ascoltare la messa, meditare, intonare il rosario e solo successivamente portarsi nella gran sala di studio ed esercizio musicale. Una sorta di ufficio delle ore, un vero tour de force con pratiche secolari. Nella citata sala di studio ogni discente si portava poi verso il ramo corrispondente ricevendo strumento e carte musicali, corrispondenti sotto l'occhio vigile e scrupoloso di due mastricelli, il primo maestro e il primo violino, l'uno al cembalo e l'altro punto di strumento, che avevano il compito di seguire gli allievi all'osservanza dell'esercizio e dello studio. Ai discenti che non erano atti a tali esercizi, per lo più quelli piccoli, e che non intervenivano nelle lezioni dei maestri esterni, venivano impartite insegnamenti separati per la musica e per le lettere. Dopo il pranzo gli allievi accedevano alle diverse scuole con i maestri esterni. I maestri avevano il compito proprio di far osservare la disciplina e lo studio, producendo anche rapporti scritti. Una volta al mese il primo maestro esterno di contrappunto aveva l'obbligo di visitare le scuole, valutare i maestri e i discepoli. Il primo maestro esterno di contrappunto dovrà visitare le dette scuole e scorgere in che modo e con qual profitto si dà lezione dai maestri e da discepoli si ricevono le istruzioni, che non prender conto se il numero degli apprendisti degli strumenti così di basso che da fiato corrisponde triplicemente completata l'orchestra dei suddetti strumenti, attendendo a rimpiazzar subito il voto dello strumento che manca. E qui possiamo anche notare proprio l'orario della giornata con tutte le attività chiaramente e per tutto l'anno. Per quel che riguarda le esercitazioni, gli allievi erano separati nelle rispettive sale per i concerti vocali e strumentali. Il repertorio era stabilito dal primo maestro e dal primo violino sulla base delle musiche esistenti nell'archivio, con la disposizione di non poter eseguire brani degli allievi compositori senza l'approvazione del primo maestro di contrappunto, il quale aveva il compito di selezionare i cantanti e gli strumentisti per l'orchestra. I documenti in effetti svelano alcuni anche proprio dei metodi adottati per le pubbliche esecuzioni. In vista del rapporto di Vostra Illustrissima del primo corrente, con quale ha proposto il metodo che la direzione musicale del Real Conservatorio crede preferibile adottarsi per esercitare in chiesa quegli alunni nelle musiche sagre in tutte le domeniche o altre feste, le riscrivo che nei giorni festivi dovrarvi eseguirsi la musica sagra nelle piccole orchestre della chiesa da quegli alunni che giudicherà la detta direzione musicale, che nelle sole feste solenni si possa eseguire nella grande orchestra quante volte la direzione lo proporrà, a lei che in questo modo resta autorizzata a darne il permesso. Vi erano anche poi degli stampati, anche dei veri e propri avvisi in occasioni particolari, come ad esempio la festa delle 40 ore con i nomi e anche gli allievi che vi partecipavano. Qui possiamo notare proprio un avviso tipo con il nome proprio degli allievi e anche il direttore dell'orchestra, che è il primo violino poi del conservatorio, l'alunno Cerretelli.
Durante l'esercitazione ai concerti gli allievi compositori dovevano recarsi all'archivio per leggere e studiare le musiche dei classici autori e sarà loro proibito di estrarne delle intere copie, ma soltanto dei frammenti che potessero servire alla loro istruzione. Su questo aspetto non mancarono davvero trasgressioni o abusi, come nel caso dell'assistente archivista, il sacerdote Carlo Fiorillo, che nel luglio del 1809 estrae illecitamente copia di una farsa di Spontini. E sull'argomento, qualche anno dopo, anche Florimo richiamerà i governatori all'osservanza delle norme. Siamo nel 1838. Di riscontro all'incarico che si è degnato darmi di informarla, cioè se agli alunni Bisaccia, Fabbrichesi, Leggiosa, Pistilli, Puzzone e Badia possono darsi gli spartiti in partitura per studiarli nelle loro rispettive stanze. Io ho l'onore di farle conoscere che gli spartiti di qualche anno, in qua a tenore delle disposizioni ministeriali, non possono sortire dall'archivio. Per quelli poi di antica data, questi possono consegnarsi ai provetti alunni maestrini, purché però non li improntino agli altri alunni, loro compagni, e così mandarli in giro per tutto il collegio, e soprattutto che mai, per qualunque sia circostanza, possono estrarli dal collegio o consegnarli a persone estranee, nel qual caso comprometterebbero me, e perciò che la prego dare all'oggetto le più severe disposizioni per i trasgressori, che spero mai ve ne saranno. Gli studenti, sia cantanti che strumentisti, prescelti nella presentazione di drammi o commedie in musica, erano tenuti almeno un mese prima di studiare le parti sotto la direzione dell'alunno primo maestre, anche dello studente primo violino e del maestro di comica, per concertare i pezzi dapprima nella gran sala da concerti e poi nel teatrino del collegio. Vi erano poi degli allievi privilegiati, ossia il primo maestro, il primo violino e i mastricelli, tutti quelli dell'ultimo anno di corso. Ai prime due, in parte, veniva anche concesso di risiedere in abitazioni particolari e non nelle camerate comuni e di pranzare con i vertici dell'istituto. Gli esami si svolgevano di solito ogni 6 mesi. E qui possiamo notare in questo inedito documento il verbale degli esami del 22 dicembre 1807 e l'ammissione di un alunno speciale come Saverio Mercadante. Saverio Mercadante, figlio di Giuseppe, d'anni 11, ben iniziato nel violino, e la direzione di parere d'essere preferito in occasione. Da notare anche, molto interessanti, sono le mappe degli individui che avevano richiesto la Piazza Franca. E qui possiamo notarne un esempio, e come recita anche il documento, in attesa di grazia. Poteva anche accadere che i maestri non trovassero accordi sui metodi didattici, celebre anche, sappiamo, la disputa chiaramente tra le scuole di Durante e Leo, e questo documento lo testimonia maggiormente il documento del 7 aprile 1808, poiché i maestri di musica del Real Conservatorio non hanno potuto mettersi d'accordo sullo stabilimento di un nuovo metodo di istruzione che partecipasse delle due scuole dei maestri Durante e Leo, né possono lasciarsi sussistere gli inconvenienti che nascerebbero da due metodi diversi in uno stesso stabilimento. Ho determinato che, essendo il signor Fenaroli maestro di contrappunto, abbia egli la scelta del metodo e diriga esclusivamente questa parte di insegnamento che trovasi a lui affidata. Il regolamento del 1848 snellisce di fatto le vetuste norme precedenti e ne semplifica di molto le pratiche quotidiane. Il nuovo ordinamento determina il numero delle scuole di musica, sia interne che esterne, con una sistemazione anche degli orari, e le scuole di lettere destinate non solo agli interni ma anche agli esterni. Questa è una norma molto importante perché nel passato accadeva che un discente esterno nel passaggio ad alunno interno non riceveva gli insegnamenti letterari, producendo una forte disparità proprio tra studenti. Con questo regolamento assisteremo al potenziamento di questi percorsi di studio e soprattutto all'aumento degli insegnamenti letterari e all'introduzione di discipline come l'estetica e la storia della musica. Vengono stabiliti 15 classi musicali e 8 letterari. Le lezioni si svolgevano dalle 9 alle 11:30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre quelle di corno inglese e dei concerti vocali e strumentali col medesimo orario nei restanti giorni. Le classi letterarie erano divise per età e gli studenti di anni 20 e 21 per estetica e storia della musica, e poi via via anche gli altri, iniziando dai minori di anni 15 a cui venivano impartite lezioni, appunto, nozioni di lingua italiana, calligrafia e aritmetica. Erano poi previsti degli esami di passaggio che abbreviavano il percorso per gli alunni meritevoli, oppure il contrario, cioè un aumento degli studi qualora i discenti non fossero giudicati idonei nel proseguo del percorso, appunto, dei loro studi. Il docente di storia ed estetica musicale, ad esempio, svolgeva le lezioni lunedì, mercoledì e venerdì, e a scaglione tutti gli altri divisi nei vari giorni della settimana, anche il sabato.
e gli alunni dovevano obbligatoriamente partecipare messa mattutina e il mercoledì anche alla spiegazione del catechismo. Nel mese di settembre di ogni anno gli studenti venivano esaminati nelle materie letterarie alla presenza di più chiari dimoranti nella città, con premi che venivano dispensati ai più meritevoli in pubbliche adunanze alla presenza del ministro della pubblica istruzione. Vi era poi la scuola esterna gratuita fondata nel 18 settembre del 1817 e non si poteva anche accedere alla piazza franca del collegio se prima non si studiava appunto alla scuola esterna. Il numero degli esterni era fissato in 120 e si accedeva fino all'età di 19 anni con l'obbligo ad acquistare a proprie spese strumenti, carte musicali e libri occorrenti per l'istruzione. Venivano ammessi gli studenti con età non inferiore ai 10 anni, poi questa età in effetti sarà anche modificata nel 1953 a 12, aumentata, e non superiore a 14. Gli alunni esterni che all'età di 20 anni non riuscivano ad ottenere la piazza franca venivano concedati e, se meritevoli, ricevevano anche dei semplici certificati di buona condotta per la morale e l'istruzione. E gli alunni anche proprio gli esterni, proprio l'istruzione era affidata ai maestrini del collegio, cioè ai primi 3 studenti maestri di cappella e ai maestrini dei vari strumenti, ed era sempre il direttore che poi ne stabiliva metodi e programmi di insegnamento. Gli atti sovrani riguardanti il riordinamento del Real Collegio di Musica del 1956 andarono a normare per lo più la parte amministrativa, che non era stata in effetti intaccata nei precedenti regolamenti. E anche qui possiamo notare gli orari giornalieri e anche mensili, chiaramente, che differiscono molto da quelli che abbiamo visto precedentemente. Seppur troviamo anche nel 51 e nel 53, cioè qualche anno prima proprio del 56, interventi di norme che vanno a regolare per lo più la scuola esterna, soprattutto per gli esami e anche le ammissioni degli allievi. Va da sé che con l'unità è chiaro che le norme convittuali subirono inevitabilmente alcune modifiche, e il Regio Decreto infatti del 13 maggio 1869, che approva il Regio Collegio di Musica di Napoli, ridimensionerà quanto le regole precedenti. Il numero degli alunni interni a Piazza Franca sarà limitato a 80, più 4 cosiddetti pensionati e 40 a pagamento, e quelli degli esterni sarà determinato dal Consiglio direttivo. Si poteva essere ammessi dagli 11 ai 13 anni, lasciando alla direzione la possibilità di decidere in circostanze speciali. Si veniva divisi poi in 3 classi diverse, composizione e pianoforte, canto e altri strumenti. Veniva poi normato l'esame di ammissione col tempo del cosiddetto esperimento, come ancora era in vigore alcuni anni or sono proprio nei conservatori. Le lezioni di musica si svolgevano tutti i giorni feriali dalle 9 alle 11:30 e ogni discendente doveva ricevere almeno 2 lezioni a settimana. Gli allievi erano obbligati a dare delle pubbliche accademie musicali e coloro che tra gli studenti ottenevano i primi posti negli esami annuali potevano essere nominati maestrini e maestrine. I primi erano tenuti a dare insegnamento regolare e continuo, assumendo anche le funzioni di professore qualora il titolare fosse assente, mentre le maestrine potevano fungere soltanto da ripetitori agli alunni negli studi camerali. Tra l'altro si distinguevano anche e soprattutto queste figure per il nastro tricolore all'occhiello dell'abito per gli uomini e le coccarde sul petto per le donne. I maestrini potevano far parte di commissioni di esami e il titolo dopo un triennio veniva considerato per un eventuale concorso a professore. L'istruzione letteraria per gli interni e gli esterni, ad esclusione delle donne, era divisa in superiore, media e inferiore. Le lezioni si svolgevano nelle ore pomeridiane per la durata di 2 ore e mezzo e tutti i corsi dovevano essere compiuti entro il 20° anno di età. Agli allievi di composizione, di contrappunto e di canto era data facoltà di assistere a questi corsi per altri 2 anni, oltre alla normale durata dei percorsi. Gli studenti erano tenuti a dare nel mese di settembre un esame annuale su tutte le materie e negli esami annuali venivano conferiti 3 premi per ciascuna delle 3 classi. Il primo premio consisteva in una medaglia d'argento con impresso il nome dell'alunno o dell'alunna, medaglia che doveva essere attaccata al petto ed esibita soprattutto nelle pubbliche funzioni. Al secondo toccava un libro e al terzo un attestato di lode. Si accedeva al primo premio con una media del 9, si aveva diritto anche a 2 uscite in più oltre a quelle stabilite per gli altri allievi, oppure si poteva anche optare per un permesso poi per andare a teatro. Alla fine del corso degli studi musicali e letterari vi era l'esame finale, ottenendo il diploma con la votazione minima di 8 e la menzione si svolgevano anche le funzioni appunto di maestrino o maestrina.
A 4 studenti di composizioni o di strumento veniva poi data la possibilità di poter svolgere dopo il diploma, e questo è molto interessante per il tempo, proprio la carriera in Italia o all'estero con una sovvenzione statale per 2 anni, con borsa di studio di 120 lire al mese. Negli anni seguenti susseguirono una serie di regolamenti, come ad esempio quello del 1870, che normava per lo più gli aspetti tecnico-amministrativi. Questo regolamento in effetti si collega inevitabilmente proprio al grande progetto di riforma voluto dall'allora ministro Correnti e la commissione presieduta da Verdi, di cui mi sono già occupato in passato con specifici contributi a cui mando chiaramente per gli opportuni approfondimenti. In questo periodo diverse davvero sono le missive, ad esempio, che troviamo, scusate, forse sono andato troppo avanti, ecco, troviamo a Florimo che testimoniano proprio la formazione e la pratica del tempo. Ve ne voglio leggere una che mi sembra molto interessante, che è una memoria di Gaetano Braga, che è del 10 settembre 1870. Il mio buon padre, malgrado la numerosa famiglia e dei suoi pochi mezzi, mi mantenne a 7 ducati al mese in Napoli, anche alle scuole esterne di San Pietro Maiella, studiassi il canto. Sotto la direzione del castrato Vergetti e del maestro Cellini, in un anno dal 64esimo numero d'allievo, con un brillantissimo esame arrivai al primo ed ottenni la piazza franca. Per 5 mesi entrai a mezza piazza col denaro della buona duchessa d'Atri. Mercadante nuovo direttore del collegio scelse me e Fioravanti Vincenzo, che morì per formare 2 allievi con la sua scuola. Così mi sottrasse alle cure del maestro Parisi. Intanto segretamente scelsi il violoncello e presi qualche lezione da Domenico La Boccetta, allora alunno di quel collegio. Mercadante non lo seppe che quando fu ad udire la sinfonia della Semiramide nella cameretta dei piccoli, che con sua grandemente voglia vide me sostenere la parte di violoncello. Allora mi mise sotto la direzione del maestro Ciandelli, col quale in 2 anni fece tutto quello che era possibile sul violoncello fare, ed all'età di 14 anni passai maestrino di violoncello, interno ed esterno. Sotto la direzione di Mercadante feci vari pezzi di violoncello, che tu meglio di me potrai sapere. Il successo che il pubblico napolitano mi faceva, lungi dall'insuperbirmi, mi fece rivolgere tutte le cure alla composizione. Studiai molto e con quali perizie tu lo sai meglio di me. A 17 anni fui ammesso alla scuola del maestro Conti. Dopo un anno fu fatto maestrino di contrappunto, che sino all'uscita del collegio volli quella carriera sostenere. L'epoca della mia entrata in collegio è il 1842 e ne uscì nel 1952. Oppure anche di Giuseppe Puzzone, un'altra testimonianza del 10 maggio 71. Fui ammessa alle scuole esterne di 11 anni, conoscendo grammatica ed il primo libro di solfeggio di Zingarelli. I maestri d'oboe furono 2, Ferrazzano e Giuseppe Rossi. Servii nell'orchestra del collegio da secondo, quindi da primo, e fui nominato maestrino di detto strumento. I miei maestrini furono Caiano e Marotta, se mal non mi ricordo. Con Donizetti studiai il contrappunto circa 6 anni e con Mercadante dal 41 al 45. La regolamentazione del 1873 va a modificare il numero dei posti convittuali con 50 per gli uomini e 20 per le donne. L'età di ammissione e la permanenza in collegio dai 9 ai 20 anni, con l'eccezione di coloro che possiedono poi una buona voce. Viene slenita l'istruzione letteraria e nei giorni non destinati alle lezioni si svolgevano le esercitazioni ove si eseguivano opere sacre e profane da Palestrina a Rossini, mentre gli alunni di contrappunto, quelli avanzati nello studio, potevano fare eseguire la loro composizione. Per la classe di canto e di alta composizione vengono istituite 6 borse annue di 900 lire chiamate pensioni straordinarie di perfezionamento. Una parentesi rappresenta sicuramente questo disegno di statuto per l'Università Musicale di Napoli, che è del 1877, che viene promosso da Rossi, D'Arienzo, Caputo, Ruto, De Roxas e Polidoro per l'abolizione delle strutture convittuali. Il progetto in effetti prevedeva 3 sezioni: direzione, insegnamento e accademia, con a capo un preside come capo tecnico amministrativo. Grosso modo le norme per gli studenti non differivano dai precedenti regolamenti. La parte consistente di interventi strutturali erano quelli per la parte tecnico proprio amministrativa e soprattutto l'inserimento di questa accademia musicale che nel progetto veniva istituita per onorare gli artisti valenti per gli scopi universitari. Disegno, ahimè, che poi non andò in porto, naufragherà. Con piccole e leggere differenze anche le precedenti regole saranno confermate anche dagli istituti proprio del 79 e dell'81.
Interessante appare anche lo Statuto dell'88 che differenzia soprattutto i corsi tra tecnici principali, tecnici complementari e letterali, fissando scrupolosamente per la composizione gli autori proprio, se andiamo avanti possiamo notare proprio anche per l'insegnamento i libri di testo che dovevano tener conto naturalmente soprattutto di alcuni autori, come potete notare. Viene anche ridefinita l'età minima e massima per l'ammissione. Vedete anche qui tutto un discorso proprio sulla durata dei corsi, composizione 9 anni, organo eccetera eccetera, come potete da voi anche leggere. E gli esami vengono anche divisi in ammissione, conferma, promozione e poi licenza finale. Con il decreto 5.968 del 17 febbraio 89 il collegio è autorizzato ad assumere il titolo di Regio Conservatorio di Musica e il 10 anche poi il 7 luglio di 1889 per la diffusione della cultura musicale e per le grandi esecuzioni di insieme viene istituita con regio decreto la scuola di cantanti coristi dell'istituto, che va ad integrare quanto già espresso anche già nello statuto dell'88. Questo è molto interessante perché in effetti nello statuto precedente troviamo l'approvazione anche di questa scuola corale, che poi chiaramente rimanda a questo regolamento, e credo che sia una cosa abbastanza all'epoca anche particolare, cioè prima non vi era proprio una vera e propria scuola corale in cui si accedeva, come dire, potevano accedere gli studenti di ambo i sessi e aveva durata, non aveva durata di grandi anni, ma di 2 anni, e poi si svolgeva un esame finale. Lo Statuto del 1890, che ha citato anche Tiziana Grande, soprattutto è molto interessante per la parte che riguarda l'introduzione appunto degli studenti privatisti. Ecco dunque i molteplici regolamenti in qualche modo che opera dei governi che normalmente si sono succeduti dal 1806 in poi, che sanciscono di fatto impianti diversi a seconda delle stagioni e che in alcuni casi porteranno a commissionamenti anche alle agenzie tecniche a discapito di conduzioni chiaramente non sempre oculate e trasparenti, per cui fortemente poi ne risentirà chiaramente anche la formazione musicale. Grazie. Grazie ad Antonio Caroccia invece per questo racconto della vita collegiale e anche per averci mostrato come tutto sommato l'evoluzione dei regolamenti anche procede di pari passo con la professionalità della musica, gli spazi che la musica pretende di avere o ha o vengono riconosciuti all'interno di una società. A me veniva fatto di pensare anche quanto certe volte le trasformazioni normative sono legate a una voglia di mettere ordine in una situazione magmatica o una voglia di dare impulso a una situazione che sta perdendo terreno. È un dato molto interessante che riguarda proprio la storia della formazione musicale e non solo degli interventi legislativi, ma è un discorso veramente molto ampio di cui tu hai fornito uno spaccato in un certo senso. Perché, sì. Chiaro, per il tempo a disposizione, chiaro. No, è una panoramica. È un discorso sempre perché molte volte la cosa interessante, ma ripeto, veramente su un piano di lunga durata è quanto mettere ordine denunci una vitalità del sistema e quanto invece è proprio la necessità di rimetterlo in qualche modo in movimento. Io non ho, perché ci sono anche altre cose molto interessanti che poi negli atti leggerete, ad esempio una serie di interrogazioni parlamentari, per esempio ricordo questa di Vastarelli che degli anni 73, che proprio mette in piazza tutta una serie di problematiche relative agli esami che si erano svolti in conservatorio e soprattutto un insegnante di pianoforte che arriva e vuole stravolgere delle regole chiaramente dettate poi soprattutto ai piani di studio, dei regolamenti e così via, e questo poi torna all'attenzione soprattutto anche dalla parte politica, che tenta chiaramente in quegli anni anche di mettere in cattiva luce soprattutto alcune direzioni che dicevo anche poi porteranno a delle urgenze tecniche. No, è chiaro, ma anche attraverso i regolamenti veramente
si comprende soprattutto si comprendono delle dinamiche in modo particolare di una formazione poi e soprattutto che anche acclarata dalle testimonianze che vi ho letto, che vanno molte volte anche al di là della musica, perché diventano problemi di politica culturale. Esatto. Ripeto, la risposta o la sollecitazione a un mondo che è lì a languire o è lì a crescere in maniera disordinata, perché questo poi noi per esempio parliamo tanto della carenza dell'educazione musicale, ma pensiamo a quante volte ai giorni d'oggi ci viene riproposto il tema della carenza dell'educazione fisica, dell'educazione allo sport, che ci sembra assurda per la copertura del fenomeno anche a livello mediatico, ma intanto per esempio viene denunciata spesso e volentieri come un altro dei punti deboli del poi soprattutto leggendo appunto tutta questa serie di norme, soprattutto per le classi letterarie, si assiste proprio a una decadenza, cioè materie che scompaiono via via proseguendo negli anni, che sono sempre appunto logiche di scelte di formazione o di bieche, come vi posso dire, questioni economiche, cioè esatto. Bisogna risparmiare, bisogna tagliare lì dove è possibile farlo. Da questa parte stiamo parlando fin troppo, visto che abbiamo terminato le relazioni previste per questa sessione. Do la parola all'uditorio, se ci sono domande, interessi. Paola. Antonio, a proposito di materie che compaiono scompaiono, tanto la riforma dei conservatori sembra farli scomparire. Un microfono, sì. Forse ecco, guarda qui. Scusate, devo venire qui? Ecco, sono mascherata, quindi la riforma dei conservatori sembra far ricomparire materie che erano sparite, ma se non ho capito male, in un passaggio tu parli di storia e estetica musicale, Sì. ma precocemente, nei primi anni dell'Ottocento. Assolutamente. Su che strumenti, cioè come si studiava la storia ed estetica musicale? Sai quali erano i programmi di storia ed estetica musicale? Allora, su questo gli regolamenti tacciono in modo particolare per questo, però c'è una relazione molto interessante di un insegnante di materie letterarie, Lanza, che invia al Consiglio di amministrazione, soprattutto perorando tutta una serie, la causa soprattutto di questi insegnanti di materie letterarie, e anche tra cui proprio quello di storia della musica, facendo riferimento proprio all'importanza che ha, tra l'altro divide in due parti, cioè prima la storia, voglio dire, e poi l'estetica, ed è molto interessante questa relazione di cui ora non vi ho parlato, è una questione chiaramente di tempi, ma è importante notare anche come questa disciplina soprattutto acquisisca via via un'importanza. E ai fini, lui dice soprattutto ai fini gli allievi devono apprendere nozioni di storia della musica per studiare in modo particolare ciò che hanno fatto chiaramente i maestri. Cioè non basta soltanto andare a leggere, studiare, voglio dire, le carte musicali, ma occorre naturalmente meditare soprattutto su quello che è stato fatto anche precedentemente, proprio dal punto di vista... Allora, questa cosa siamo negli anni 60. No, invece qui siamo precedenti. E anzi, io non so se posso tornare su una slide, che io sono andato abbastanza veloce, però sì, se posso vi faccio vedere una cosa tornare su una slide che sì, è un po' tardi, negli anni 70 del 73, no, anzi 88, ecco, 88. Qui appunto per gli alunni di composizione storia della musica 2 anni ad esempio, però poi non chiaramente fa riferimento ai programmi, però è interessante come viene anche indicata tra le materie appunto, a parte l'armonia naturalmente, anche materie pratiche, cioè la cosa
interessante, io adesso non posso mostrarvi un po' tutta una serie di documentazioni, però si assiste soprattutto dagli anni, in modo particolare dagli anni 30 in poi, a una decadenza veramente, perché prima c'erano tutta una serie di anche discipline, logica, metafisica, a parte chiaramente la lingua, francese, italiano, mimica, tutta una serie di altre chiaramente nozioni che man mano scompaiono e poi si appiattisce il tutto. Allora, questo noi lo troviamo in modo particolare negli anni 40. Sì, molto veloce perché mi dicono che non abbiamo moltissimo tempo. Scusa Masina, forse... Ah. No, c'è per per lo streaming, per la streaming. registrazione. Grazie Antonio per questa interessante lettura di documenti. Nell'archivio storico di cui io sono referente, l'archivio storico del Conservatorio di Musica, abbiamo tutti i regolamenti che devono essere studiati perché la semplice lettura non porta proprio a nessun tipo di conclusione. Tutta la vicenda legata alla storia dell'estetica è già del periodo preunitario. La relazione degli atti sovrani del 1856 ci illustra una forte querela che è presente nella storia, perché noi storici della musica talvolta abbiamo un'impostazione parziale. Non dobbiamo dimenticare tutta la contestualizzazione storica e il periodo in cui nascono poi queste proposte. E quindi vi invito a venire a studiare le fonti e leggerle con grande attenzione. Invece io, che devo sempre onorare il mio nome, Tommaso, volevo chiedere ad Antonio i documenti su Mercadante che all'inizio... Archivio di Stato. All'archivio di Stato, ci dici la collocazione, sai perché? Intendenza. Perché abbiamo fatto un bellissimo convegno da poco tempo, sempre dietro questa persona eccezionale, Paolo Maglione, dedicato a Mercadante, e siamo riusciti, e Antonio, ma gli sto dicendo perché non è venuta fuori la notizia di quando è entrato, perché mentre quindi la tua, come dire, scoperta è successiva. No, è precedente, ce l'avevo a casa, me lo sono conservato. Me lo sono conservato. Va bene, grazie. Me lo sono conservato. Poi sabato ti chiederò la Intendenza, Archivio di Stato. Grazie. Sì. Dobbiamo chiudere perché è proprio una cosa impellente di quelle vita o morte, se non lo sai c'è qualche problema di... Grazie per questa presentazione, grazie all'uditorio per l'ascolto, ci aggiorniamo domani mattina sempre qui.